fare il trapolo, sei sicuro di te? Buonasera a tutti, sono le 19:27, buonasera, benvenuti allo Stadio Olimpico del Ghiaccio, siamo in diretta su hockeycortina.it per il match di Alps Hockey League di questo sabato 13 marzo 2021, la buonasera da Luca Zanicedelli. E da Mario Pizzamore. Ciao Mario, buonasera, Buonasera. bentornato all'Olimpico anche tu. Ci troviamo di fronte a una partita che vede sul ghiaccio il Bregenzer e il Cortina. Partita delicata, partita anche se vogliamo difficile sotto certi aspetti, perché due squadre che cercano punti. Il Cortina per trovare e confermare la sua quinta posizione, il Bregenzer per essere sicuro di essere tra le prime 12. Sì, mancano praticamente le ultime sfide per tutte le squadre. Tra l'altro a cominciare da questa sera tutte le squadre giocheranno in contemporanea, partita sicuramente più importante dal punto di vista della classifica per il Cortina, che cercherà di difendere il quinto posto. Sì, provo adesso? Qua c'è tutto troppo. Sì, certo, abbiamo un problema tecnico sul microfono di Mario qui accanto a me, lo risolveremo al più presto, quindi torniamo a parlare delle formazioni, vediamo se è ripristinato il microfono di Mario. Prova a parlare, caro Mario. Caro Luca, dicevo che non credo che il mio problema si sia risolto. Quindi andiamo avanti con la lettura delle formazioni. Per quanto riguarda il sottoscritto, provvederemo anche a ripristinare ovviamente il microfono del mio socio Mario Pizzamore. Il line-up delle formazioni, passiamo velocemente alla lettura della formazione austriaca che schiera in prima linea i due difensori Porsche Hippa, gli attaccanti Daniel Ban, Riamaki e Schlog, la seconda linea con Zweiger, Kandermir, Rassler, i difensori Pigram e Fornburn, la terza linea con Trotzman, Maxa, Auer, in difesa Zipperle e Simon Wolf. La quarta linea non è assolutamente completa, anzi sì, solo un giocatore in presenza che è Lukas Gögel. A difendere i pali ci sarà molto probabilmente Beck Felix, vediamo se c'è invece un cambio da parte del coach del finlandese del Bregenzerwald, Markus Jyrki-Kala. Dall'altra parte ovviamente Civo Maciacca. Passeremo poi la linea anche alla regia per vedere se riusciamo a correggere questo problema al nostro microfono qui presente qui accanto a me Mario Pizzamore. Ma intanto velocemente la lettura anche della formazione ampezzana che scriverà il suo tradizionale primo blocco con con Phil Pietroniro, e questa sera con Alberto Colli in prima linea insieme al difensore italo-canadese, in attacco Chitopolis, Pietroniro e Cazzola, la seconda con Moser che prende il posto di Adamo Infortunato, Alvaral, Barnabò, in difesa Vainonen, Enrico Larger. La terza con Sanna, Zania Cedelli, Ronny De Zanna, Vallazza e Max Cordiano. La quarta con tre uomini di riferimento che sono Davide Faloppa, Alessandro Zanatta, attaccanti, e l'Arca Emanuele che è difensore, però potrebbe essere schierato effettivamente anche come centro della quarta linea offensiva. In porta Marco De Filippo che prende posizione adesso sul ghiaccio. Chiederei lumi anche alla regia per vedere cosa si può correggere nel frattempo per ripristinare anche il microfono del qui accanto a me Mario Pizzamore. Non abbiamo ancora siamo ben riusciti a sistemare il suo microfono, quindi sinceramente non possiamo iniziare a raccontare il match in questa versione ancora, e poi torna un po' alle origini, anche quella inedita, con solo il sottoscritto che vi rinnova la buonasera anche a tutti i tifosi del Bregenzerwald che sono in visione e all'ascolto della partita. Cortina vince il primo ingaggio, puck su stecca di Chad Pietroniro che prova a portarlo fuori, rimane il puck dentro il fratello che adesso lo recupera, suggerimento per il 47, un po' in difficoltà sull'uscita, ci prova Phil, l'ingresso in zona poi in qualche maniera del Bregenz va recuperato dal back check di Christopoulos che dolcemente si porta a spasso il disco, rischia un po' in mezzo a quattro uomini, poi fa l'erroraccio di consegnare il puck proprio agli avversari che mantengono adesso il terzo con un cambio di linee ben congegnato e affrettato per andare a pressare subito su Marco De Filippo. Cortina un po' in difficoltà, arriva anche la prima conclusione fuori dallo specchio, ancora Crisco al centro, Cortina inizia maluccio, un po' disordinato, tutto nasce da un errore di Christopoulos nel portare troppo il puck. Vediamo se riusciamo a prendere la linea anche con Radio Cortina. La buonasera per la Hockey Night di questa sera con Mario Pizzamore e Luca Zania Cedelli dallo studio dello Stadio Olimpico del Ghiaccio. Passato un minuto all'Olimpico tra Bregenzerwald e C Bregenzerwald e Afro Cortina, risultato di 0-0. Un'unica occasione. Perfetto.
Ringraziamo anche la regia per il provvidenziale intervento che a breve sistemerà anche il microfono di Mario Pizzamore qui accanto a me, che ovviamente freme per andare in cronaca col sottoscritto per divertirci e cercare di farvi divertire questa sera. Insieme a noi arriva il gol del Bregenzerwald con la conclusione, una pressione però annullato il gol, uomo in area molto probabilmente, annullato il gol come mi suggerisce Mario, senza microfono ma ben attento a quello che accadeva sul ghiaccio, il gol viene annullato e abbiamo qui anche il nostro tecnico fortunato, ci scusiamo per l'inconveniente e abbiamo anche il replay, rivediamo la conclusione, rivediamo l'uomo in area, sì in effetti per pochi centimetri è stato spostato proprio nel momento in cui il disco stava entrando, quindi giusta la decisione arbitrale da parte del quartetto di questa sera che ovviamente andremo a presentarvi, dovremmo essere forse a posto, sento anche un audio diverso in cuffia, quindi Mario se vuoi provare anche tu a contribuire. No, ancora non abbiamo il contributo di Mario Pizzamore nella nostra cronaca, torniamo live con il risultato sempre di 0-0, arriva la seconda linea sul ghiaccio Ampezzana, c'è stato un gol, ricordo qui a breve, da poco tempo, annullato al Bregenzerwald per uomo in area, si gioca nel terzo del Bregenzerwald, amministra il pacco il Cortina, dietro la gabbia, prova il wrap around veloce, anzi cerca sul primo palo subito, non gira la porta ma cerca subito di concludere, così come ha fatto anche nell'ultima partita Tommaso Alverà trovando la marcatura, la sua prima marcatura stagionale. Trascorsi 1,50 l'Olimpico, arriva anche il terzo blocco Ampezzano e così anche quello del Bregenzerwald sul ghiaccio. Ingaggio vinto da Novaza Necelelli, arriva la conclusione di Cordiano, para qui il portiere austriaco senza particolari problemi. È proprio Felix Beck a difendere la porta dell'EC Bregenzerwald, squadra delle Tigri Verdi del Vorarlberg. Cordiano sulla blu per René Vallazza, cerca un corridoio centrale, trova una deviazione, non fortunata però. Ronny De Zanna tiene dentro il disco, troppo lungo il passaggio però per Zalina Celeri, non può amministrarlo il numero 60, prova la pressione, la terza linea ampezzana sui giocatori in maglia bianca che ricordano giocano sul vostro schermo dalla sinistra verso la destra, gli ospiti del Bregenzerwald. Ronny De Zanna, anche qui passaggio difettoso, ancora un po' di problemi, recupero di Zania Cedelli che fa un buon lavoro in back check, poi attende il servizio sulla sua rossa di porta per Max Cordiano, anche qui in precisione un po' nel passaggio, errori che stanno un po' condizionando questo inizio del match degli ampezzani. Vallazza, il chip-in che però non diventa concreto da parte di Faloppa, disco riconquistato da Bregenzerwald, riconquistato nuovamente da parte del Cortina con Faloppa, ancora molto caos, centropista, Alessandro Zanatta, Faloppa, il disco rimane tra le gambe di un giocatore austriaco e quello di un giocatore del Cortina, senza arrivare pericolosamente né in uscita né in entrata di zona. Si lavora sulla blu, partita direi molto nervosa, non sotto l'aspetto disciplinare ma sotto l'aspetto psicologico, con due squadre che stanno commettendo un po' di errori di troppo. Alessandro Zanatta trova il terzo, prova la conclusione, è un buon tiro centrale, il recupero di Chad Pietoniro, la buona finta, potrebbe esserci la prima penalità e infatti arriva uno sgambetto piuttosto evidente, arrivano i primi 2 minuti a favore del Bregenzerwald. Proviamo Mario? Sì, rinnovo anch'io finalmente la mia buonasera allora a te caro Luca e a tutti Mario. I telespettatori e i radioascoltatori. Benissimo, ben ritrovato anche Mario Pizzamore qui accanto a me per la cronaca di questo match. Chiediamo subito lui che magari è stato ancora più attento del solito visto che si è dedicato solo a seguire il match e a non raccontarlo. Mario, cosa dici in questi primi 2 minuti? Ma seguiamo il power play forse prima di tutto, se vuoi seguirlo tu Mario. Sì, primo special team del Cortina sul ghiaccio, subito direi sgambetto nettissimo ai danni di Chad Pietroniro, quindi primi 2 minuti senza alcun dubbio e fischio arbitrale giustissimo. L'impostazione da parte della Cortina che è arrivata a una conclusione istantanea, poi ha dovuto uscire dal terzo del Bregenzerwald, ricostruisce tutto adesso Mike Cazzola che è il vero playmaker dello special team. Il solito giochino che però adesso non parte proprio bene con Giftopoulos sulla sinistra di Felix Beck. Giftopoulos cala il suo tiro sul corpo di un austriaco, si complimenta la panchina del Bregenzerwald con il block shot del giocatore austriaco, pacca allontanato, recuperato da Marco De Filippo, ancora 1 minuto di power play ampezzano, dicevamo nell'anticipazione Mario, un Cortina che deve blindare la sua quinta posizione, non sarà facilissimo però
ovviamente deve solo, tutto sta nel Cortina, vincere questa sera e domani soprattutto nel match delle 19:15 di Salisburgo essere in grado di portare via almeno un punto. Attenzione, Roraccio qui in fase difensiva del Cortina e arriva il gol in penalty killing del Bregenzerwald. Che errore nello scambio e poi anche individuale da parte di Vainonen. Adesso la regia ci riproporrà il replay. Peccato buttare via un'occasione con l'uomo in più in questa maniera, un errore piuttosto pacchiano da parte di Vainonen. Certo, il suggerimento a ritroso non era perfetto. Mario, forse hai visto meglio? Erroraccio purtroppo. Bregenzerwald in 4 ringrazia, intercetta il disco l'attaccante austriaco sul regalo colossale di Vainonen. Bravo poi l'attaccante a freddare De Filippo con una finta e insaccare all'incrocio. Peccato perché questi errori qui non bisognerebbe concederli. Comunque, per quanto riguarda in generale la partita, Cortina che dovrà difendere il proprio quinto posto stasera e soprattutto domani nello scontro diretto contro il Salisburgo. Bregenzerwald invece alla caccia degli ultimissimi punti per avere la matematica qualificazione al pre-playoff. Servirebbe praticamente un miracolo al Fassa, che dovrebbe vincere tutte e 3 le ultime partite rimanenti. Seguiamo ancora questi scampoli di powerplay, mancano veramente pochissimi secondi. Giftopoulos carica il tiro, ancora troppo prevedibile la conclusione di Giftopoulos, che veramente esagera nel tempismo del caricare il bastone sul ghiaccio. Felix Beck si apposta tranquillamente, comodamente, solo trovando un angolo veramente a 90 gradi preciso. Qui Giftopoulos può segnare. In questo caso gli va male, Cortina butta all'aria un powerplay, ma soprattutto regala il vantaggio agli avversari con una topica colossale in gestione del pack con l'uomo in più. Vainonen, un po' l'uomo sotto accusa in questo inizio di match per l'errore che condiziona adesso il parziale. Va a complicarsi un po' la vita a Sanna, però riesce a tenere dentro il pack con Vainonen. Zanina Celeri dovrebbe provare la porta, trova un suggerimento deviato verso l'Archer, ancora anzi De Zanna, Sanna a lavorare dietro la gabbia, spinge la terza linea, cercando ovviamente, come tutta la squadra farà, di ritrovare subito la parità. L'Archer per Sanna, vede maggior luce lì con l'Archer, tiro proprio sul corpo di Sanna, ancora un po' di imprecisione qui con tiri troppo forzati. Ci vorrebbe un po' più tranquillità e serenità nel gestire il disco, visto che Cortina dimostra, come ha dimostrato anche nella partita di andata, di saper poter giocare meglio del Bregenza. Ma attenzione, squadra da assolutamente non sottovalutare, soprattutto per il fatto che abbiamo raccontato, squadra che ha fondamentale, vitale importanza di punti. Il Cortina sì, ne ha assolutamente. Questa sera il Salisburgo gioca a Vipiteno, una partita anche molto delicata, perché il Vipiteno è in una situazione piuttosto simile, anche se un po' migliore rispetto al Fassa, giusto Mario? Allora, Vipiteno e Bregenzerwald al momento sarebbero qualificate, hanno gli stessi punti. Fassa che insegue con 6 lunghezze di ritardo. Questa sera il Salisburgo ospita in casa il Vipiteno. Bregenzerwald, che ovviamente sta giocando qui all'Olimpico e che adesso avrà anche a favore un power play. Sì. Tra l'altro trattenuta abbastanza evidente di Andrea Moser, questa sera capitano per l'assenza dell'ultimo minuto, tra l'altro, di Francesco Adami. Hai notizie riguardo Adami? Ancora problemi con l'apparato dentario? No, sembrerebbe, notizie fresche sì, giunte dallo spogliatoio, un problema agli addominali, un affaticamento addominale che ha costretto il capitano della Sportivi Ghiaccio a dare forfait per questa sera. La sua assenza, tra l'altro, si aggiunge a quella ancora di Luca Zanatta, sempre alle prese col recupero dopo la botta alla testa di qualche partita fa, e Michael Zanatta ancora alle prese con il problema alla spalla, sublussazione. Per non rischiare, tutti i ragazzi sono comunque tenuti a riposo precauzionale. Perfetto Mario, ci fa un resoconto anche dell'infermeria Ampezzana questa sera, di nuovo piuttosto piena. Ci sono giocatori importantissimi fuori. Il Cortina subisce adesso questa superiorità numerica del Berghenza, che finora non ha prodotto granché. Un Cortina che sta giocando bene il penalty killing, sempre da vedere dove sono anche dei difetti e le qualità anche della squadra avversaria con l'uomo in più. Cortina non ha lasciato nulla agli avversari in questi primi 50 secondi di powerplay, addirittura adesso stava per
poter concretizzarsi un contropiede sulla stecca di Mike Cazzola. Chad Pietroniro, anzi Phil Pietroniro, un po' troppo in maniera tempestiva allontana il pack. Mike Cazzola era veramente pronto sulla neutra. Dump del Bregenza non preciso, il Cortina può di nuovo allontanare e si crea un break adesso sulla stecca di un giocatore che sa giocare molto bene in questa situazione. Giftopoulos rallenta un po', aggira la gabbia, buon delay dietro la gabbia, disco al centro, servizio ottimo per una combinazione tra due giocatori che spesso si trovano veramente a loro agio in combinazioni sullo stretto. Eh sì, bravissimi Cazzola e Giftopoulos, poteva arrivare la vendetta immediata con il gol in penalty killing, veramente il disco è uscito di un soffio. Ancora Cortina in 4, ancora per 24 secondi, ancora uomini inediti sul ghiaccio, almeno per quanto riguarda generalmente lo special team. Abbiamo visto l'ultima volta anche qui Faloppa che abbandona il suo uomo, però un po' pericolosamente, va a chiudere al centro, ma chiaro non è mai facile in 4, bisognerebbe stare veramente più cauti possibile senza andare a pattinare troppo, a spingersi troppo in avanti. Zanini Cedelli adesso potrebbe liberare, gestisce abbastanza bene il disco, lo serve a Faloppa che può andare a cambiare. Primo power play del Bergenzerwald, veramente velleitario, e attenzione all'occasionissima, fischio arbitrale, tra l'altro altra penalità fischiata, veramente questa a sorpresa. Ancora i danni del Cortina per forza di Zardini e Cedelli. Ah sì, dato uno sgambetto a Noah Zardini Lacedelli. Ma non ce ne siamo veramente accorti. Nessuno se ne è accorto, a cominciare dai giocatori del Bregenzerwald. Quindi stavamo seguendo l'azione offensiva del Cortina, interrotta da un fischio arbitrale per sanzionare il fallo di Noah Zardini Lacedelli. Onestamente non ho visto nulla. No, assolutamente neanch'io. Vediamo se dopo la regia riuscirà a darci un contributo sull'azione incriminata. Sta di fatto che Cortina, dopo aver ucciso il primo penalty killing, anzi il primo power play del recupero adesso di Chad Pietroniro, bella la giocata di Chad, dopo aver ucciso il primo power play del Bregenz, torna ancora a giocare con l'uomo in meno e non sarà facile appunto arrivare indenni alla seconda situazione di uomo in meno consecutiva, anche se il Bregenz in effetti, come ha detto Mario, non ha dimostrato granché nel primo power play. Primo power play disastroso. Qui l'occasione. Occasione in questo secondo power play. Veramente però il Cortina le occasioni più grosse al momento le ha avute in penalty killing, perché anche l'ottimo lavoro di Chad Pietroniro poco fa poteva portare a qualcosa di buono. 10 minuti in questo primo periodo, già 3 penalità fischiate, una in favore del Cortina, 2 in favore del Bregenzerwald. Se vogliamo andare a commentare, a sindacare le penalità, la prima c'era tutta sullo sgambetto sul giocatore ampezzano, la seconda anche, se vogliamo, quella combinata a Andrea Mose per una trattenuta da Tergo, e appunto ci siamo persi effettivamente quella combinata al numero 60 ampezzano. Vediamo poi se riusciremo a capirci qualcosa in più, ma poco conta perché il Cortina gioca in 5 e 4 e il Bregenz va in 4 e ha il possesso del pack nel terzo. Il risultato è sempre di 0-0 olimpico anche per i nostri radioascoltatori, scusate 1-0 chiedo scusa per il gol ovviamente del Bregenzerwald. La combinazione nel terzo, baffi esterni per Pasler, lo scambio centrale, pericolo, cerca il passaggio di troppo, però l'idea era buona da parte dell'attaccante austriaco di cercare sul secondo palo il liberissimo con Pagno. Ancora Pasler, lo scambio sul primo palo, cercato al centro, buono qui il Pucek da parte di Marco De Filippo che mette fuori il bastone, ferma la traiettoria del disco, Cortina riesce ad allontanare il pack, può respirare la squadra pezzana. E arriva un icing fuori gioco giustissimo, il giocatore ha provato a fermare il disco chiaramente già nel terzo offensivo, quindi fuori gioco giusto. Primo lavoro per Marco De Filippo e prime risposte importanti, prima con una bella parata di Gambale e successivamente con un ottimo lavoro di stecca in anticipo che ha evitato il peggio. Il gol del Bregenz è arrivato al 4:44 con la firma di Yarayamaki. 9:13 a giocare nella prima frazione, 1-0 Bregenzerwald. Cortina subito e sta finendo di subire un'altra situazione di uomo in più per gli avversari. Vediamo se riuscirà a uscire indenne, come ci pare
di capire anche se il possesso del puck rimane sulle stecche austriache, ed ora è una situazione pericolosa per un break che avviene sulla stecca di Nacionali, che entra in zona, vede il servizio per Giftopoulos, è buono il servizio, arriva a conclusione di rovescio e la parata di Felix Beck, buona l'idea di Zeriace Delli a servire a rimorchio l'arrivo di Giftopoulos, si crea una superiorità numerica davanti alla porta dell'austriaco, spreca un po' qui Giftopoulos, rivediamo nel replay per hockeycortina.it il servizio, Giftopoulos veramente solo, preferisce mettersi il puck sul rovescio del bastone e quindi limita un po' la sua possibilità di forza e di precisione. Eh sì, bellissima l'idea di Noah Zardini-Lacedelli, che comunque aveva la doppia opzione, servire in maniera più avanzata Mike Cazzola o il rimorchio di Remy Giftopoulos, sceglie quest'ultima opzione, Remy Giftopoulos poi conclude di rovescio. Peccato, occasione sfumata, ma grandissima occasione con un Noah Zardini-Lacedelli appena rientrato dalla panca puniti. Come abbiamo detto spesso, chi ne sa di hockey, tanti ovviamente più di noi, sanno che non diciamo una sciocchezza, al termine, sul finire di una penalità, può succedere veramente di tutto, da una parte e dall'altra. E in questo caso si è verificato una situazione favorevole per chi aveva subito il power play avversario, purtroppo non si è concretizzata. 8 minuti al termine, 1-0 risultato, Cortina un pochino ancora in difficoltà. Mario, direi che questo primo tempo del Cortina, al di là delle penalità, una squadra che non sembra avere l'atteggiamento proprio giusto, o avere l'approccio proprio giusto a questo match, anche qui rischiosissima situazione con un uomo completamente lasciato libero, bella idea degli austriaci, qui fallita in maniera piuttosto grossolana. Eh sì, uomo libero davanti porta, mai una buona idea per la difesa che concede questo tipo di occasione. Cortina che ha subito il gol in power play con un regalo colossale, quindi non un buonissimo approccio. Dopodiché due power play in favore degli austriaci da, tra virgolette, superare, e comunque superati in maniera abbastanza brillante. Le occasioni per pareggiare sono arrivate. Vediamo, speriamo che il Cortina comunque inizi a macinare il gioco, perché ha dimostrato sicuramente a Bregenzerwald e in generale nell'arco di tutta la stagione di essere superiore all'avversario di questa sera. Sì, decisamente. Ha iniziato un po' in maniera confusionale, Cortina con molti errori, ne approfitta la squadra ovviamente che sulla carta è un po' più debole, con tutto rispetto ovviamente per gli austriaci, e quindi le occasioni. Anche il gol, bel tiro di Sanna qui, un bel diagonale che finisce alto sopra il 7 rovescio. Anche in questo caso bellissima l'uscita di zona, Noah Zardini-Lacedelli ancora si fa vedere molto bene. Ancora decisione giusta per il giovanissimo Ampezzano, libera il tiro Marco Sanna che manca di molto poco il bersaglio. Prova a pressare ancora con gli ultimi spiccioli di terza linea e la squadra ampezzana deve desistere, il Bregenzerwald ha il tempo di uscire dal proprio terzo sul cambio del Cortina in maniera piuttosto ordinata, rischia un po' qui il Cortina, un altro regalino si stava per materializzare in maniera drammatica per il Cortina, ma ha avuto un po' fortuna la squadra ampezzana, il recupero di Alberto Colli, autore di una partita contro nell'ultimo match casalingo di assoluto valore, una partita a rientro per il numero 20 che ha dimostrato che insomma, il talento di questo giocatore c'è, era stato un pochino lasciato fuori dal line-up anche per questioni di numeri, di giocatori. Il suo rientro è stato molto positivo, anche questa sera fiducia a lui, ma sappiamo ci sono le assenze pesantissime di Mike e Luca Zanatta. Cazzola, Giftopoulos anche qui troppo sufficiente nel controllo con una mano, gran lavoro di Cazzola che ovviamente adesso prova ad andarsene da solo, questa volta ha detto me ne vado da solo se devo avere il contributo di prima di Giftopoulos, preferisco fare da me, penso Mario. Sì, potrebbe essere passato questo nella testa di Mike Cazzola. L'ultima partita di Remy Giftopoulos ci aveva impressionato nel primo periodo, che di solito non era così brillante. È vero, diamo la linea per il power break alla regia, noi rimaniamo sulle frequenze di Radio Cortina. Caro Mario, ti ho interrotto, chiedo scusa, ma ci sono dei doveri ovviamente di pubblicità, riprendiamo. Afro, il tuo benessere quotidiano. Penalty killing subito, però ancora non basta, qualche occasione c'è stata, effettivamente sembra Cortina in crescita. Cosa ne pensi Mario? Penso che il gol subito un po' sia stata una doccia gelata, però piano piano il Cortina ha iniziato a macinare gioco e occasioni. Non è facile quando nei primi 10 minuti 4 li giochi
con l'uomo in meno. Ripeto, il Cortina è superiore sotto tutti i punti di vista a questo Bregenzerwald, quindi mi aspetto che si continui a macinare un buon gioco, si continuino a creare occasioni e prima o poi il gol del pareggio arriverà. Benissimo, nel line-up del Bregenzerwald, caro Mario, visto che abbiamo considerato le assenze importanti del Cortina, quello che mi noto subito a primo occhio, a prima vista, è che mancano due giocatori fondamentali, come il difensore Ackermann e l'attaccante lettone Robert Lipsbergs, che è stato il fautore del grande momento iniziale da parte della squadra delle Tigri Verdi del Vorarlberg. Sarebbe bene capire, poi andremo a indagare tra un tempo e l'altro, quali siano le cause che tengono fuori due giocatori importanti per la squadra austriaca che arriva a Cortina desiderosa di fare punti, diciamo. Quindi assenze importanti per il Cortina, sono 4 giocatori che destabilizzano un po' le linee ampezzane, con un Emanuele Larchi addirittura inserito di nuovo come centro della quarta linea, lui che negli ultimi anni si è dedicato essenzialmente al ruolo difensivo, quasi essenzialmente, ma ha la duttilità che, bene o male, ricordiamo magari un giocatore forse con altre qualità e con altra esperienza attualmente, di un certo Mike Zanatta, che sarà nostro ospite poi nel fine del nostro streaming per Radio Cortina al termine del primo periodo. Cortina che si difende bene, prova a uscire con una buona giocata di Andrea Moser, Alverà suggerito dal Barnabò, si lancia il pack in un dump solitario, è in ritardo però sia lui che Barnabò, ma sono bravi a spingere e a chiudere anche con un Cordiano che alza la stanghetta della sua posizione prediletta, o quella che doveva stare, e arriva una penalità ai danni del Bregenzerwald, quindi c'è vediamo se Marco De Filippo prova a uscire. Non capisco perché Marco non esca, adesso arriva il fischio, nettissima anche questa penalità, boarding ai danni di Tommaso Alverà, e quindi in arrivo 2 minuti di power play per il Cortina. Lo rivediamo nel replay pococortina.it, spinta sì un pochino, sicuramente non violentissima, ma piuttosto evidente la carica sulla schiena, ed è appunto, come è ribattezzata, definita in maniera corretta, boarding, poco distante quel metro dalla balaustra. Diventa pericolosissimo ovviamente quell'intervento, anche se non è cattivo né intenzionale, però ovviamente... No, ma aggiungo che vista le scelte arbitrali dei primi 10 minuti, un fischio del genere non può non arrivare, perché si è punito praticamente ogni intervento, sì. Quindi giusto sanzionare anche questo. 3.47 al termine, ancora 1.40 di power play per Pezzani, che non hanno fatto nulla nei primi 20 secondi, mettono ordine, provano a mettere idee e fosforo su come concentrarsi su questo power play, che deve essere assolutamente gestito in maniera propizia, perché sarebbe opportuno arrivare al pareggio prima della fine del periodo. Il tiro di Chad Pietroniero molto buono, finisce a lato, diagonale che sorprende un pochino Felix Beck, ma si spegne a lato. Ancora possesso di Ampezzani con Cordiano sulla blu per Mike Cazzola. Il solito carosello lì con Giftopoulos, ancora Cazzola, è troppo chiuso al centro per Chad Pietroniero. Recupera il pack Phil Pietroniero, servizio rischioso ma riuscito verso Cordiano, che è bravo ancora a far girare il disco, un po' meno bravo Giftopoulos, e il disco poi viene allontanato dagli ospiti. Peccato, buon lavoro in questa prima parte di power play di Max Cordiano in combinazione con Mike Cazzola, liberato al tiro Phil Pietroniero dalla sua zolla. Disco ancora uscito di poco. Anche qui regalo, in questo caso di Phil Pietroniero, e fischio un pochino anche. Fischio, non un pochino, bravo tu a dire un pochino, veramente fischio troppo veloce, bravissimo Marco De Filippo, che capendo la situazione voleva giustamente ripartire immediatamente. Fischio arbitrale arrivato troppo velocemente e penalizza il Cortina in questo caso. Decisamente, perché è un ingaggio in zona con il power play da gestire, quindi Cortina adesso riesce a vincere il face off, però la ripartenza, il passaggio verso Barnabò da parte di Zania Cedeli, Barnabò stop and go, ingresso in blu, sbaglia però l'intervento, recupera Vainen, ancora Barney, il servizio per un controllo non felice di Tommaso Alverà, la pressione di Zania Cedeli che riesce in qualche maniera a tenere dentro il pack, ancora un servizio buttato alla bella e meglio lì da parte di Barnabò, scelta non proprio accurata da parte del 24, che butta via ancora un'occasione di poter tenere il pack nel terzo. Colli pasticcia un po' col disco, gioca malissimo il power play del Cortina in questo caso, con un paio di errori individuali piuttosto eclatanti. Cortina in difficoltà anche qui nell'uscita di zona, ancora sbagliata da Vainen, ne arriva un'altra occasione per Bregenzerwald, doppia occasione.
Cortina subisce chiaramente l'iniziativa del Bregenzerwald che però ovviamente è aiutata da un Cortina veramente pasticcione. Secondo special team in power play del Cortina, veramente con poche idee e sbagliate. Ha iniziato Barnabò con il controllo nel terzo offensivo sbagliato, disco regalato al Bregenzerwald, secondo regalo di Alberto Colli che non tiene il disco sulla linea blu, anzi concede il replay. Completa la frittata di questo minuto molto discutibile Väinönen con un altro servizio al centro regalato agli austriaci, e quindi queste situazioni vanno assolutamente evitate. Sembrava un Cortina che stesse riprendendo il bandolo della matassa, il gioco, trovando le occasioni. Nel momento in cui è capitato il power play, ha di nuovo evidenziato errori di concentrazione evidenti in giocatori anche importanti come lo stesso Väinönen, che non ha avuto proprio un inizio di partita brillante. Già sono 2-3 errori belli e grossi, uno di questi è costato proprio il gol del Bregenzerwald. La buonasera ancora a tutti, siamo in diretta per l'ultimo minuto del primo tempo. Mario Pizzamore qui accanto a me, Zarina Cena di Luca, con voi sempre su hockeycortina.it e Radio Cortina per la cronaca, perché ci seguisse solo dall'etere. Chi invece ci segue sulle immagini su hockeycortina.it o chi ancora non l'ha fatto, ve lo consigliamo, andate sul sito del Cortina, cliccate su streaming, acquistate il biglietto della partita, ne vale la pena. Sono le ultime 3 partite, questa è l'ultima poi casalinga della Pezzani, ricordo della regular season. Il Cortina poi giocherà sicuramente i pre-playoff. Un avversario di quelli che potrebbero cascare proprio al Cortina potrebbe essere proprio il Bregenzerwald, Mario. Eh sì, matematicamente è ancora difficilissimo fare calcoli. Il Bregenzerwald, insieme al Vipiteno e al Feldkirch e al Fassa, è ancora tra le possibili avversarie. Ancora Giftopoulos, 42 secondi alla fine, forse questa è l'occasione più nitida per lui. Ancora un altro, no, questo non è un block shot ma è la parata di Felix Black, prima un block shot. Ancora troppo tempo per caricare questi tiri da parte di Remy. Cosa ne pensi, Mario? Sì, comunque questa è stata una bella azione alla fine, bel dribbling, buon controllo di disco, tiro non impeccabile, però comunque abbiamo battuto un colpo dalle parti di Reims che ha parato bene. Sì, ricordo 28 gol Remy Giftopoulos in questa stagione e tanti altri assist, uno dei dominatori della classifica dei punti nella stagione, quello ovviamente che ha fatto più gol dell'intera Alps Hockey League. Mancano 23 secondi, recupera qui il pack il Cortina, un po' in difficoltà sul back check, rischia la penalità, infatti arriva il fallo su Barnabò, sgambetto anche qui, poco da dire, evidente il sgambetto di Barnabò. Arriva alla conclusione, 5 secondi al termine, il Cortina dovrà giocare un ingaggio in zona con l'uomo in meno, un power play che adesso si giocherà al face off e poi ci saranno 1,55 da giocare nel secondo periodo con l'uomo in più a favore degli ospiti che stanno facendo la loro partita importante, ricordo assenti fondamentali per l'organico austriaco, quelli di Liebsberg e di Ackersmann. Cortina riesce a liberare, arriva la sirena finale del primo tempo, ribadiamo il risultato è di 1-0 a favore del EC Bregenzerwald con il gol di Raja Meki al 4:44, diverse penalità, partita nervosa, non ancora molto fluida e dinamica, un Cortina che ha dato segni di vita, ma un Cortina, ecco, siamo ancora in diretta dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio per questo finale e per un commento rapido di questo finale di primo Drittel. Mario, un Cortina che ha faticato all'inizio, ha subito il gol, forse anche giustamente per la squadra che stava facendo un pochino di più, anche se è arrivato in superiorità numerica con un errore veramente grosso e imperdonabile di Väinönen. Poi il Cortina è cresciuto, ha subito di nuovo 2 power per gli avversari, li ha gestiti bene, ha avuto il power, poi in quel momento il Cortina si è un po' spento. Allora, il Cortina migliore di questo primo tempo è quello in penalty killing. È vero. In power play, poche idee, confuse, soprattutto il secondo special team non ha creato grandi occasioni. Addirittura nel primo power play abbiamo subito il gol per un errore individuale importante. Bisogna fare di più, ripeto, il Cortina è più forte dal punto di vista tecnico, tattico e anche fisico, l'ha dimostrato anche nella gara di andata. Certo è che l'atteggiamento andrebbe cambiato nei successivi 2 tempi.
Ci sono ancora 40 minuti importanti per ribaltare il risultato. Cortina sembra non avere troppi stimoli, forse in questo inizio partita deve trovarli durante l'arco dei prossimi 40 minuti, e io vedo anche forse che la Cortina ha già anche un po' la testa al match di domani, che forse è quello più importante, ma assolutamente non bisogna dimenticare che anche i punti di questa sera sono fondamentali prima del match di domani. Noi vi lasciamo, diamo la linea alla regia di hockeycortina.it, rimaniamo qualche minuto sulle frequenze di Radio Cortina per raccontarvi il sunto della partita con il nostro ospite Mike Zanatta, che adesso si approccia nel nostro studio. A dopo. A tra poco. Sono le 20:14, la buonasera a tutti, anche i nostri radioascoltatori di Radio Cortina, in cui ci scusiamo per un problema tecnico avvenuto nel primo periodo, che non ci ha permesso di farvi ascoltare il racconto del primo periodo del match, primo dritter della partita tra Bregenza e Cortina. La buonasera a tutti da Luca Zaniacedelli. Ciao Mario. Buonasera Luca, buonasera a tutti quanti. Benissimo, inizia a breve il secondo tempo, ancora le squadre non sono sul ghiaccio, giocherà sui vostri monitor, dalla vostra destra verso sinistra, il Bregenza va in maglia bianca, in maglia blu ovviamente, il Cortina dalla sinistra verso destra. Per chi ci guarda su hockeycortina.it, se ne va un primo tempo, se è andato un primo tempo, speriamo che il Cortina riesca a fare meglio, riesca a trovare prima possibile il pareggio e ad essere un attimino più concreto e meno confusionario della prima frazione. Eh sì, ripeto, il miglior Cortina è stato praticamente quello in penalty killing, i power play invece non sono stati giocati in maniera ottimale, e anche in 5 contro 5 il Cortina ha creato qualche occasione, ma siccome ha dimostrato, e sappiamo tutti, che è superiore al Bregenzerwald, ci aspettiamo qualcosina in più, più continuità, e sicuramente il pareggio potrebbe arrivare velocemente. Mario, analizzavamo prima nel momento fuori onda proprio delle possibilità e soprattutto delle velleità e della intensità che il Bregenzer può avere sul ghiaccio per portare via punti questa sera che potrebbero tornarle utili. Hai ben descritto il fatto che il Bregenzer, pur non essendo matematicamente nelle prime 12, ha un ampio vantaggio soprattutto sulla Fassa, che sembra essere destinata la squadra a rimanere fuori dai giochi. E lo confermo dal punto di vista matematico, guardando la classifica il Fassa avrebbe bisogno di un miracolo, perché avrebbe bisogno di 3 vittorie pulite nelle ultime 3 partite. Detto ciò, tra il Bregenzerwald e il Fassa comunque c'è anche il Vipiteno che ha 6 punti più del Fassa e al momento 4 meno del Bregenzerwald, quindi sì, partita importante dal punto di vista della classifica, ma il Bregenzerwald può ritenersi abbastanza tranquillo. Quindi forse il fatto che possa giocare tranquillo sul ghiaccio sta favorendo appunto la squadra ospite. Il Cortina
stesso squadra ampezzana. Si inizia adesso sul ghiaccio olimpico la seconda frazione, pronto il capo abito a gettare il puck nel face-off a centropista, ingaggio vinto da Ampezzani, che ricordo giocheranno per 1,55 da inizio periodo con l'uomo in meno. Dicevo, il Cortina invece che ha forse leggermente più pressione perché diciamo, deve blindare la quinta posizione. Nel caso diciamo, non dovesse andare bene sarebbe sesta, cambierebbe veramente forse poco, Mario. Ma seguiamo il power play con un'occasionissima per Bregenzerwald, che rischia di andare a segnare il secondo gol, ma c'è un fischio arbitrale. Fischio arbitrale per colpo a Marco De Filippo. Sì, dal punto di vista del Cortina si gioca praticamente il quinto posto con il Salisburgo. Al momento il Salisburgo è in vantaggio a fine primo tempo 1-0 sul Vipiteno. In questo caso il Salisburgo scavalcherebbe di nuovo il Cortina con un punto di vantaggio. Tutto poi dipenderà dallo scontro diretto di domani a Salisburgo. Va vicino ancora Coli Bregenzerwald in power play ancora per 1,20, sta giocando bene lo special team austriaco qui con due occasioni che arrivano veramente vicinissime a far passare il disco oltre il corpo di Marco De Filippo. Finisce a lato però la seconda occasione del Bregenzerwald, ma ancora la squadra ospite che mantiene il possesso nel terzo con una certa diligenza, non velocità della circolazione del disco. Qui sbaglia e Cortina deve approfittare nel break. Qui scelta infelice di Filippo Toniro che cerca Cazzola quando Giftopoulos poteva andarsene all'altra parte, ma si crea un altro turnover qui con Cazzola, Giftopoulos e la parata superlativa da parte di Felix Beck, ma forse ancora qualcosa da recriminare su una conclusione non proprio perfetta da parte del greco. Non lo so qua dove arriva la bravura di Beck e dove arriva il demerito di Giftopoulos. 2-0, Cazzola Giftopoulos lanciatissimi da un errore austriaco. Cazzola finta, poi serve all'ultimo in mezzo Giftopoulos che si fa ipnotizzare da Beck e si rimane sull'1-0, ma occasione colossale, gestita malissimo, perché Felix Beck ha fatto un intervento veramente straordinario, ma anche una parata diciamo che lui aveva previsto di fare. Cazzola non è stato proprio così lesto e furbo e non ha fintato il suo suggerimento verso Giftopoulos, era abbastanza telefonato e poteva essere la vendetta che avevamo nel primo tempo su un gol subito con l'uomo in meno. Sì, forse le migliori occasioni del Cortina sono veramente arrivate con gli ampezzani in 4 uomini, questa veramente al momento la più grossa di tutte. Spreca Cortina, butta via il gol del pareggio, ripartono gli austriaci, buon ingresso in zona, si crea un 3-2, grande occasione, gran bella giocata qui da parte degli austriaci con il suggerimento verso il centro da parte di Kandemir, riparte il break Cortina, ancora una scelta alquanto poco condivisibile da parte di Barnabò che cerca un no-look improbabile per un Cortina che era tornato a creare un break importante, quindi un secondo tempo che inizia veramente con tante emozioni. Tante occasioni da una parte e dall'altra e questo secondo me è dettato anche veramente da una classifica non opprimente dal punto di vista del risultato. Decisamente, caro Mario, vediamo una sfida adesso aperta, anche in questi primi minuti sicuramente più piacevoli della prima frazione, squadre molto lunghe e molto aperte che regalano moltissimo, errori da entrambe le parti, soprattutto molti turnover che permettono appunto alle squadre di andarsene via in break, come abbiamo descritto prima, e nel 2-0 è stato quello più significativo e più evidente del Cortina, anche la più evidente occasione da gol mancata. Cortina prova adesso a mettere giù un po' di intensità nel terzo difensivo avversario, una dimostrazione che il Bregenzerwald adesso, subendo un pochino la pressione degli ampezzani, è costretto a liberare il puck oltre la rossa di fondo campo, difesa da Marco De Filippo, si va all'ingaggio in zona alla destra di un attentissimo Felix Beck. Zardini Lacedelli qui di fronte all'uomo della terza linea austriaca che è Alexander Maxa, ingaggio vinto dall'austriaco. Bravo Marco Sana qui andare a prendersi un puck in una disattenzione difensiva, meno bravi i compagni a trattenere dentro il puck, non c'è icing, si continua a giocare Filippo Toniro. La ripartenza è affidata a lui, vediamo se il servizio arriverà, non preciso, bravo Marco Sanna in corsa a trattenere il disco, l'aggiramento della gabbia, Marco Sanna cerca l'uomo sulla blu, sbaglia tutto Marco Sanna, un altro break regalato qui per poi il recupero dello stesso Marco Sanna che con un impercettibile tocco allunga il disco. Colli cerca la finta, qui non serve, Zanina Cedelli
Poi lo scambio qui fatto bene, buono il servizio di Gianzellari, buona combinazione con De Zanna. Sanna qui difficilmente poteva riuscire a trovare la porta, però era tanto defilato, ancora buono il possesso del disco del numero 60 Pezzano, che poi riesce a suggerire in qualche maniera verso Owen a portare il pack nell'angolo. Buona combinazione, disco sulla stecca adesso di Phil Pietroniro che lo mantiene il pack all'interno, la pressione sta salendo di Pezzani, però ancora poca concretezza. Terza linea che comunque mi sta piacendo molto, secondo me è la migliore fino a questo momento. Bravo Alberto Colli in uscita a servire poi Noah Zardini Lacedelli, che trova benissimo il centro Ronny De Zanna. Ronny poi ha avuto la decisione da prendere, tiro o scarico ancora verso Marco Sanna. A quel punto però Marco Sanna era un po' troppo defilato e non è riuscito a concludere a rete. Altro icing del Bregenzervald che sembra essere un pochino meno lucido rispetto ai primi minuti, ma soprattutto c'è un Cortina dall'altra parte che ha alzato il ritmo, ha alzato l'intensità di gioco. Abbiamo detto ancora mancano un pochino i giocatori ampezzani di lucidità, di concretezza, però comunque il gol, e facciamo gli scongiuri del caso per i tifosi ovviamente ampezzani, sembra essere nell'aria. Mario. Sì, ripeto, a costo di diventare noioso, il Cortina è superiore a questo Bregenzervald e quindi mi aspetto che questa superiorità venga dimostrata poi sul ghiaccio a suon di azioni pericolose. Giro disco di Giftopoulos, tiro da Blue di Vainonen, ancora Felixbeck, attentissimo, nonostante un po' di traffico, gestibile, è vigile qui Felix Beck, non si fa trarre in inganno da movimenti repentini davanti alla sua gabbia. Lo rivediamo nel replay, però che Cortina.it Vainonen non una conclusione da inserire nell'almanacco dei migliori tiri dalla blu, e quindi il Felix Beck è anche agevolato da questo tiro decisamente non altamente pericoloso. Giftopoulos, Ciao Pietoniro, il tiro sopra l'incrocio, abbondantemente sopra la traversa, va a caricare, Cortina alza il press, Cazzola per Giftopoulos, il tiro, anzi ancora qui un block shot, si difende in qualche maniera, ma si difende anche bene il Bregenzervald, anche se è sicuramente sotto pressione. La ripartenza proprio degli austriaci poco precisa, la prima linea qui del Cortina gioca bene, non trova il gol, ma trova diverse occasioni, purtroppo ahimè sprecate. Larcher esagera un po' troppo, c'è il rientro, perde il pack, erroraccio del giovane 53, arriva anche un fallo ai suoi danni, non c'è il gol, ma si continua a giocare per una metà di ferita, disco il centro, pack che finisce esterno, ancora possesso delle Tigri del Vorarlberg, che ovviamente adesso possono giocare con l'extra player. Uscirà dal ghiaccio sicuramente Enrico Larcher al momento del fischio arbitrale, e così arriva errorino qui di gioventù, forse un po' troppo presuntuoso nell'uscita di zona. Più che errorino, erroraccio. Buono il primo movimento, il primo dribbling, poi a quel punto il disco va ceduto, invece Enrico ha voluto tenerlo a tutti i costi. È arrivato il secondo pressing austriaco, disco perso, fallo conseguente. Poteva andare peggio, nel senso che il Cortina poteva subire il secondo gol e invece arriva un power play in favore degli austriaci. Grande parata di Marco De Filippo, seguiamo il power play, giocati 5 minuti a olimpico, conclusione che cerca una deviazione da parte del difensore austriaco, finisce a lato, Cortina torna in possesso del disco, prova a scaricare all'esterno Phil Pietoniro, il pack è tenuto molto bene dentro da Ban, largo, e la conclusione finisce anche questa sul fondo, rimbalzi Balaustra, permette a Cortina di respirare e di andare ovviamente a cambiare gli uomini sul ghiaccio per il secondo special team di penalty killing che arriva adesso con Ronny De Zanna e Barnabò. Pack portato dentro un po' alla bella e meglio dal Bregenzervald, scarico di Vainonen riuscito qui completamente. Deve andare a prendersi il disco proprio l'estremo difensore austriaco, a servirlo qui al suo compagno di squadra. Lo scambio, c'è il tocco di De Zanna, ma ancora però possesso Bregenzervald. Seguiamo l'azione che non è perfetta, ma comunque un Bregenzervald che ha fatto vedere nel precedente powerplay di essere anche piuttosto bravo nella gestione del disco, non è mai stato altamente efficace, però comunque, come dicevamo, poi c'è da sperare che il Cortina possa giocare nei suoi momenti migliori, come ricordato da Mario, quando ha l'uomo in meno. Sì, al momento il Bregenzervald non ha dimostrato di avere un power play così efficace, addirittura il primo del primo tempo senza nessun tiro e grosse occasioni per gli ampezzani, però a furia di regalare superiorità numeriche, prima o poi rischi di pagarla. Già. Ancora 48 secondi nella panca dei cattivi per Enrico Larcher.
Vainonen, Zarina Cedelli, Faloppa, occasione qui, bravo a chiudere a Tergicristallo da un palo all'altro, rapidissimo, quasi impercettibile, talmente veloce è stato il movimento di Marco De Filippo da un palo all'altro per andare a chiudere su il numero 23 austriaco che è Kandemir, anzi era il numero 40 che è andato a concludere, quindi era Bernard Posch. Si gioca ancora con Cortina e finta numerica, tornano gli uomini della prima linea, se non vado errato, con Mike Cazzola e Giftopoulos sulla blu. Lo scambio ancora, prova il tiro, cerca invece di fintare il tiro poi di andare a concludere, Cazzola mette fuori, c'è la corsa, in questo caso forse è un eufemismo dire corsa di Giftopoulos, che però arriva lentamente a prendersi questo disco, adesso ci mette il suo corpo, la sua tecnica a disposizione dei compagni, e adesso Cazzola ha una grande occasione per trovare il pareggio, anche qui spreca, Felix Beck protegge bene, esce dai pali, chiude bene lo spiraglio. E sai che forse sfiora il disco? Non sì. ci giurerei, ma veramente altra occasionissima, Mike Cazzola stoppa, finta, tira, forse arriva il tocco con il guantone di Bex, che sta iniziando a diventare uno dei protagonisti di questa partita. Altra grossissima occasione con il Cortina in 4 uomini. Bravo in questo caso Remy Giftopoulos a fare un buon lavoro nell'angolo, poi a servire al centro per il liberissimo Cazzola. Peccato. Riparte adesso il Bergenza, sono a giocare 5 contro 5, disco al centro, grande occasione qui, la parata incredibile, anche qui devo richiedere il servizio di Mario Pizzamore, che ha una vista più da falco rispetto al sottoscritto. Io ho intravisto una parata, una sorta di... Mi sfugge il termine tecnico, ma una sorta di capriola con De Filippo che colpisce col gambale proprio. Ho visto bene, Mario? Non lo so, può essere, secondo me sì, ha colpito il disco con il corpo, non so bene con quale parte del corpo, ma occasionissima in questo caso per gli austriaci, veramente occasioni da una parte e dall'altra, fasi difensive non attentissime. No, decisamente, con un Cortina che qui regala un'occasione dopo l'altra, quella più colossale capitata con la grande parata di Marco De Filippo. Arriva un altro tiro fuori dallo specchio in questo caso, ma Bergenzval c'è, gioca tranquillamente la sua serena partita e dà molto fastidio a un Cortina che ancora non riesce a trovare veramente la quadra di questo match, che si rivedono anche errori come in questo caso in ingresso di zona, con anche qui una scelta non proprio da effettuare quando sei lì all'ingresso della blu, cercare un passaggio sotto pressione verso il centro invece che far correre il pack lungo la balaustra, ci permettiamo di dire ovviamente dall'alto. Perfetto, la regia ci dà il replay della situazione precedente con la parata di Marco De Filippo, vediamo l'aggiramento della gabbia, disco al centro, il tiro, sì, forse con una parte del corpo, ma spettacolare l'intervento di Marco De Filippo, quindi diciamo che i migliori protagonisti, Mario, del match finora sono i portieri. Sì, perché a Bex anche Marco De Filippo ha risposto alla grande, siamo già alla terza, quarta parata di livello assoluto, quindi sì, i portieri al momento MVP delle due squadre. Del resto sono due ottimi portieri e poi bisogna fare il conto con le tante occasioni che arrivano, con difese ballerine come questa sera da una parte e dall'altra, con due portieri di questo livello. Occasione qui per il Cortina sulla stecca di Barnabò, e qui Beck non è che deve fare proprio il miracolo, perché Barnabò gli spara completamente addosso, cicca quasi un po' il pack il buon Barney. Altra occasione qui dallo slot, troppe occasioni mancate davanti alla porta di Beck, la rivediamo nel replay. Anche in questa occasione Luca forse poteva fare un po' meglio, ha centrato totalmente il petto del portiere austriaco. Tante occasioni, fasi difensive non attentissime e anche tante penalità fischiate, quindi questo sì, anche sicuramente incide nell'aspetto occasioni create. Cortina che prova a tenere il pack lì con la quarta, alla fine lo recupera il Bergenza, con un po' di fortuna riesce a tagliare tutta la neutra ma non a raccogliere il disco all'ingresso in zona. Faloppa si complica un po' la vita, poi riesce a allontanare il disco. Possesso Bregenzerwald, disco lungo, un po' regalato, Vallazza lo recupera, è una buona occasione adesso di andare a cercare un dump, disco buttato sul corpo di un avversario, quindi ancora possesso per gli austriaci che con molta calma, godendo anche del vantaggio a metà match esatto ora, possono giocarsi la loro partita, lo stanno dimostrando. Una bella conclusione qui diretta, bravo Marco De Filippo con la visuale completamente pulita
e riparte adesso il Cortina. Vediamo se c'è un'occasione in questo break. C'ha il Pietroniro, il discreto servizio verso Rico Larker. Rico Larker sbaglia il primo intervento, poi arriva sul secondo un pochino forzato, anche qui buttata via l'occasione di tenere il disco nel terzo. Ora lo scambio, Chad per Cazzola, il tiro deviato, finisce sul primo palo al lato. Sotto di noi Pietroniro, ancora Cazzola ad amministrare il disco, regala però il break agli avversari che se ne vanno, anzi ci ripensano perché vanno a cambiare gli uomini sul ghiaccio, la ripartenza di Auer e la decisione proprio di quest'ultimo di ripiegare e andare a dare forza con giocatori nuovi sul ghiaccio. Giftopoulos al centro per Cazzola, cerca ancora lo scambio, attenzione che è un Giftopoulos, seguiamo il fine di questa azione. Poi andremo di nuovo a recriminare un po' su delle scelte, un po' anche sulla sfortuna in questo caso. Giftopoulos dietro la gabbia, Cazzola ci mette impegno per portare via il disco sulla Blue per Vainon in tiro, anche questo non violentissimo, si spegne a lato. Rico Larker con il rolling dietro porta, disco ripreso da Bregenzer. Mario, altra occasione qui piuttosto evidente e gravemente sciupata. Allora in questo caso buonissimo il lavoro di Remy Giftopoulos a rubare il disco al difensore in uscita. Serve al centro Mike Cazzola che ancora una volta liberissimo, invece di tirare decide di restituire il favore al compagno, ancora passando verso Remy Giftopoulos che manca l'appuntamento con il gol, però veramente tantissime occasioni. Il tiro adesso di Colli, non male la conclusione del giovane numero 20, la parata ancora di Felix Beck e noi ce ne andiamo e ce ne torniamo in regia per il power break. Si giocherà dopo sul ghiaccio d'Olimpico con 8:30 di gioco ancora nella seconda frazione. Ricordo il risultato di 1-0 a favore del Bregenzer con il gol di Riamaki nel primo. Afro, il tuo benessere quotidiano. No, è il delivery di Corrado qui all'Olimpico, quindi rimaniamo in attesa fiduciosi. Stuzzica la voglia, sempre con noi per supportarci nelle radiocronache per hockeycortina.it. Torniamo anche live su hockeycortina.it per il live streaming. Salutiamo anche tutti i tifosi del Bregenzer che seguono con attenzione la partita di questa sera della loro squadra, la loro squadra del cuore, che è sopra di un gol. Ingaggio alla destra di Felix Beck, Noazzarini Cedelli perde la contesa, ingaggio vinto quindi dagli avversari che possono liberare lungo, non c'è icing perché Marco De Filippo è costretto a uscire dai pali perché prima di tutti sul disco c'era un giocatore austriaco. Adesso Cortina in zona neutra, si lotta davanti alla panchina del Bregenzer, ma attenzione a non perdere questa mischia, purtroppo come accade si chiude bene però il Cortina dopo essersi troppo concentrato lungo la balaustra con troppi uomini. Giro disco da parte del Bergenzewald che poi smarrisce un po' la tramontana, va a trovare un suggerimento sbagliatissimo anche qui. Beck non è preciso nel liberare con il puck, ma ancora rivediamo fasi di gioco non proprio tecnicamente alte, con errori da una parte e dall'altra. Cortina soprattutto non riesce a approfittare di un Bergenzewald che fa il buono e il cattivo tempo sul ghiaccio. Impressione a squadra pezzana, però ancora fallimentare, lasciando un break agli avversari. Bravo a chiudere qui Alberto Colli, bravissimo nell'intervento a pelle di leopardo. Sì, sottolineo anch'io questo bellissimo intervento di Alberto Colli, si lascia cadere volontariamente sul ghiaccio e interrompe un 2 contro 1. Cortina ancora con disattenzioni davanti alla gabbia, lasciando ancora liberissimi due giocatori. Non sono bravi gli austriaci ad approfittarne, per fortuna degli ampezzani. Ma fase di gioco da parte del Cortina veramente complicata, tanti errori anche a livello tattico, posizioni che saltano, un Cortina che decisamente non ci piace in questa seconda fase della seconda parte del secondo periodo. No, anche perché comunque ha dimostrato che quando è concentrata e spinge sull'acceleratore in maniera convinta, le occasioni sono arrivate veramente una dopo l'altra e in questo caso è mancato veramente solo il gol. Ci sarà un ingaggio adesso alla sinistra dell'estremo austriaco Felix Beck, 7 esatti al termine del primo tempo, ingaggio vinto ancora dalla squadra ospite. La riproposizione, ha detto da parte di Daniel Bank, giocatore da tenere sempre sotto controllo, uno dei migliori talenti austriaci. Qui uscita sbagliata di Cordiano, o comunque sbagliata da parte del Cortina nella combinazione Cordiano con il centro, in questo caso Moser. E arriva forse una penalità, Mario?
Credo semplicemente un fuorigioco. Non c'è il sesto uomo in campo, non vedo braccia alzate, no, in effetti. Le proteste di Cordiano, ma hai ragione tu, Mario. Non lo so, proteste Non c'è da una nessun- parte e dall'altra. Le proteste più accese sono quelle austriache e arriva veramente la penalità per 6 uomini sul ghiaccio. La rivediamo nel replay, vediamo come si aggregano, termine abusato in questo periodo, tanti giocatori all'ingresso e all'uscita della porta della panchina austriaca, e quindi da qui un uomo in più sul ghiaccio che viene penalizzato giustamente dagli arbitri, e quindi un'occasione per il Cortina. Adesso si spera finalmente di giocare bene in 5-3-4, non solo bene in 4-5. Giftopoulos fa circolare bene il puck qui per Cazzola, si apre un varco, Cazzola si attarda un po' sotto di noi, Cazzola, disco per Giftopoulos sulla blu per Cordiano che serve Phil Pietroniro, la conclusione finisce di poco a lato, ma sempre a lato, Giftopoulos arriva alla conclusione sul corpo, troppo traffico lì davanti, troppa gente, troppe gambe, troppe stecche. Cordiano, Cazzola largo, Giftopoulos, lo scambio ancora con Cazzola, deve accelerare qui la manovra di Cortina, Cordiano potrebbe anche andare alla conclusione, cerca ancora Pietroniro, arriva il gol. Rete! E arriva il gol di Phil Pietroniro, classico gol del numero 37 a Pezzano. Gol di Phil Pietroniro dalla sua mattonella, ennesimo gol stagionale con un one-timer da quella posizione, assist di Max Cordiano, disco fatto girare sul lato debole, in questo caso da Cazzola e Giftopoulos, disco poi girato dall'altro, bellissimo tiro al volo di Phil Pietroniro, e finalmente il Cortina riesce a pareggiare. Riesce a pareggiare con un'altra marcatura, io penso sia il difensore con più gol nella stagione, lo andremo a verificare appena avremo il tempo di aprire i dati statistici ovviamente della Cortina, ma penso non ci siano molti dubbi per un giocatore che ha avuto anche, Mario, penso tu sia d'accordo con me, un momento dove, soprattutto questo ultimo periodo, dove ha corretto un po' quella parte di gioco che ci aspettavamo di più da un difensore, le uscite di zona, l'attenzione difensiva che era un po' il suo tallone d'Achille nella fase iniziale del campionato e non fino a tanto tempo fa, e poi un giocatore che comunque veniva sempre lodato per le sue capacità di realizzazione. Eh sì, tantissimi punti a referto per Phil Pietroniro, c'è da dire anche parecchie occasioni lasciate agli avversari, perché chiaramente, essendo un giocatore molto offensivo, spesso e volentieri lasciava incustodita la sua zona di campo. Ultimamente, secondo me, col cambio di accoppiamenti, e quindi da quando Phil gioca con Mikko Vainonen e in seconda linea giocano i due fratelli Zanatta, un po' questo secondo me ha cambiato l'atteggiamento anche di Phil. Live con Cazzola, le sue finte, arriva la conclusione, para back, rebound concesso, traffico lì davanti, nessuno riesce a colpire, si crea un contropiede dall'altra parte, bravo a recuperare qui Chad Pietroniro, anche lui è cresciuto molto secondo me in questo periodo. Cazzola adesso deve andarsene, grande giocata di Cazzola, poi all'ultimo viene ostacolato, secondo me poteva starci un gancio, qualcosa, si lamenta lo stesso Cazzola, ma ancora disco attivo nel terzo per il Cortina. Giftopoulos cerca ancora un passaggio, un Cortina che con la prima linea sta dimostrando di essere superiore assolutamente agli avversari. Giftopoulos cerca subito lo scarico in low look in backhand verso il centro, cerca ancora Zanina Cedelli, passaggio non completo per il tiro che poi si infrange sulle reti di protezione. Il Cortina, dopo un momento un po' apatico, torna a farsi vedere, il gol galvanizza la squadra. Eh sì, e aggiungo anche che la fase di uscita con il disco sulle stecche austriache è abbastanza disastrosa in alcuni frangenti, tanti regali che il Cortina avrebbe potuto sfruttare meglio. 4:20 al termine del primo periodo, seguiamo un ingaggio, poi chiederei a Mario di andare a vedere un po' i risultati degli altri campi. Ingaggio ancora perso dal Cortina, in questo caso ancora Zanina Cedelli. Puck ributtato in zona da parte di René Vallazza, che torna ovviamente attivo sul ghiaccio, visto le diverse defezioni, fiducia per lui, deve conquistarsi un posto anche il numero 17 Ampezzano, perché ci sarà battaglia e concorrenza con il rientro dei due Zanattas. La chiusura proprio di Vallazza, che ha un ottimo intervento difensivo qui, il recupero adesso su Max Cordiano, lo scambio con Zanina Cedelli, disco da controllare perché non è efficacemente a terra, Ronny De Zana cerca Zanina Cedelli, che va a prendersi questo disco però. Cordiano, bravo qui nello scambio verso René Vallazza, ancora precarie condizioni del puck sul ghiaccio che sembra non voler star giù. Il Bregenza può ripartire, ma lo fa con una certa disciplina, proprio con l'autore del gol, Rayamaki, che va a prendersi il puck dopo lo scambio con il suo coabitante di zona.
3-24. Mario. Aggiorno, caro Luca, giusto i risultati interessanti dal punto di vista della classifica. Il Fassa, che dovrebbe vincere tutte e 3 le ultime partite, sta perdendo a fine secondo tempo 1-2 in casa con il Felkirk. Il Vipiteno sta pareggiando a Salisburgo 1-1. Questa partita interessa sia il Cortina sia il Bregenzerwald. Dopodiché carrellata velocissima, Asiago Linz 5-1, Jesenice Gardena 2-3 alla fine del secondo tempo, Renon Klagenfurt 3-0 e Valpusteria Lustenau 5-1. Benissimo, grazie Mario. Ho carpito dalla tua ordinata sequenza dei risultati di un Gardena che vince Jesenice. Jesenice è forse già tranquillo della sua posizione, ma un Gardena che sta veramente stupendo tutti con una serie positiva di risultati incredibili. Sì, Gardena la 7ª vittoria consecutiva. C'è da dire che vinceva 3-0 a Jesenice, adesso nel secondo periodo lo Jesenice si è rifatto sotto e ha accorciato fino al 2-3 momentaneo al 15° minuto del secondo periodo. Grazie Mario. 2.53 al termine invece del periodo centrale all'Olimpico. Il risultato è pari. Il primo gol della prima frazione del Bregenzerwald ha pareggiato alla marcatura del finlandese Ria Amaki, l'ampezzano Phil Pietroniro con uno dei suoi soliti gol di prima intenzione, il one timer classico sul suggerimento di Max Cordiano. Adesso è qualche minuto che il Bregenzerwald non si fa vedere dalle parti di Marco De Filippo. Sarebbe il momento ideale per portarsi in vantaggio e spezzare un po' le gambe e anche il morale agli avversari. Che ricordo, giocano solo con 3 linee questa sera, e Cortina, come abbiamo evidenziato più volte, è una delle squadre, non sono poche, ma ce ne sono non tutte sicuramente, che hanno la possibilità di giostrare con 4 blocchi anche di qualità, e questo sicuramente potrà incidere anche sul fattore fisico nei confronti della Bregenzerwald, come forse ce ne stiamo già accorgendo adesso. Ma attenzione, non parliamo troppo presto. Barnabò recupera il puck, poi lo scarica senza rischiare nulla verso Moser. C'è il cambio di linea, arriva anche la quarta ampezzana con la regia di centro da parte di Emanuele Larcher, Alessandro Zanatta e Davide Faloppa. È bravo qui a recuperare un disco pericoloso sull'anello tra il giocatore austriaco. C'era la possibilità veramente di un contropiede ampezzano. Disco portato dentro, deve andare a chiudere Enrico Larcher, bravo, riesce a anticipare l'avversario, bravo Barnabò in uscita qui per Larcher, lo scambio riuscito verso Alessandro Zanatta, buona combinazione tra i due. Alessandro Zanatta un po' di finte, aspetta l'arrivo di forze fresche, suggerimento intelligente verso Phil Pietroniro, conclusione alta. Manuele Larcher forse voleva concludere l'azione in chiave offensiva. Alessandro Zanatta ha avuto un po' di titubanze nelle sue finte verso l'esterno, poi ha trovato il corridoio giusto verso Phil Pietroniro, ma in quel momento l'occasione forse era già stata sprecata. Eh sì, bravi in uscita sia Enrico Larcher sia Barnabò. Servizio per Ale Zanatta che serve Enrico Larcher. Devo dire, bella azione fino al momento del tiro, poi deviato e disco uscito. Conclusione qui da parte di Giftopoulos, ancora parata senza problemi da un perfetto Felix Beck. Sottolineo come in queste occasioni di ingaggio nel terzo offensivo Alberto Colli e Giftopoulos invertano la loro posizione in modo da arrivare al tiro dalla blu proprio del greco. Come è avvenuto, ma attenzione però al break, deve andare a chiudere qui Alberto Colli, è aiutato da un controllo non perfetto dell'avversario, che porta a spasso il disco nel terzo del Cortina. Finisce in crescendo qui il Bregenzerwald, almeno apparentemente, perché regala un break al Cortina con Cazzola al limite del fuorigioco. Giftopoulos le finte, prova a guardare Cazzola, lo trova, ma il passaggio non è perfetto, per quanto l'impegno di cercare il suo compagno c'era tutto. Ancora Giftopoulos che è dominatore e anche lui un po' croce delizia, perché no, Mario fa tante cose, poi le spreca, come adesso questo contropiede regalato agli avversari che per fortuna si chiude. In un paio di occasioni bravissimo nei primi 3-4 passi a saltare netto il proprio opponente, poi l'ultima scelta al momento è mancata. Diciamo che si cerca sempre il proprio compagno, in questo caso Mike Cazzola, quindi in 2 occasioni di fila ha cercato Mike Cazzola al centro, disco che non è arrivato a destinazione, occasione che sfuma, ma nel dribbling nello stretto veramente immarcabile Remy Giftopoulos.
Ingaggio vinto da Bergenza, ancora una volta, ancora possesso nel terzo, 50-40 secondi al termine della frazione centrale, gira tutto in tondo largo, fa un bel movimento, l'austriaco trova Marco De Filippo attento, ma ci sarà ancora un ingaggio in zona guadagnato dagli austriaci con questa conclusione a 38 secondi dal termine del periodo centrale. Ora è importante vincere il face-off, qui ovviamente Zaniaceda deve cercare di rifarsi da un po' di contese perse e ci riesce in questo caso, però non è gestito bene il pack, quindi bisogna stare attenti per quanto Bergenza non abbia fatto tantissimo negli ultimi minuti. Ogni situazione in queste fasi finali può essere veramente delicata, basta un calo di concentrazione da una parte e l'aggressività più concreta da parte dall'altra parte che si può anche trovare un gol di vantaggio. Sembra però così non essere, per un Cortina che riesce a portare il disco alto ma ancora con molta imprecisione. Il Bergenza va con l'ingresso, attende un po' troppo qui ne Ballazza, non va a chiudere, lascia tirare piuttosto comodamente l'avversario, anche se con il rovescio del bastone para Marco De Filippo. Eh sì, ultimissimi scampoli di secondo periodo, torna a farsi pericoloso il Bregenzerwald, risponde presente Marco De Filippo che veramente ha tenuto a galla il Cortina nelle fasi dove ancora eravamo sotto e abbiamo dovuto affrontare diversi penalty killing in sequenza, quindi Marco De Filippo che assoluto protagonista nelle fasi difficili, poi Cortina che in questo secondo periodo ha meritato ampiamente il gol del pareggio. Benissimo, arriva la sirena anche per un secondo tempo piacevole, gradevole, per quanto appunto non abbia dato degli spunti tecnici di altissimo livello, ci sono stati veramente più errori forse che belle azioni, però da questi errori ci sono state più errori, dicevamo, che occasioni vere e proprie o occasioni di qualità tecnica, non occasioni ci sono state appunto perché si sono riproposti errori di continuo e il Cortina non è riuscito ad approfittarne se non arrivare a gol con Filippo Pietroniero, quindi il risultato giusto finora e abbiamo detto un Bergenza che sembra essere stato così colpito da un attacco di stanchezza finale che comunque ha accusato perché il Cortina è arrivato dominatore negli ultimi minuti. Sì, diciamo che le due cose vanno un po' di pari passo, tante occasioni vuol dire di solito fasi difensive non proprio ineccepibili e di solito vuol dire errori individuali. Errori in uscita del Bregenzerwald potevano essere puniti in maniera più seria dal Cortina che comunque ha tirato tante volte dalle parti di Bex. C'è anche da dire che Marco De Filippo più di una volta ha dovuto alzare la saracinesca, specialmente in situazioni di uomo in meno per quanto riguarda il Cortina. Sì, provvidenziale con interventi eclatanti Marco De Filippo, bravo anche per Isbeck, l'abbiamo già detto nella cronaca del tempo, i due portieri sicuramente i migliori in campo. Noi diamo la linea alla regia per quanto riguarda hockeycortina.it, restiamo qualche minuto su Radio Cortina per i nostri cari ascoltatori, speriamo di avere presto anche Mike Zanatta qui per discutere sulle frequenze Radio Cortina, il comandato a questo match finora. Linea alla regia e grazie.
21:03, Stadio Olimpico di Ghiaccio, la rinnovata buonasera dal stadio di Cortina, dove si sta giocando il match di Alps Hockey League. Questo è il terzultimo incontro del Cortina della stagione regolare, in quanto domani il Cortina sarà sul ghiaccio di Salisburgo per il recupero della partita di 2 giovedì fa, posticipata per le precauzioni Covid, e poi giocherà giovedì contro il Klagenfurt in Carinzia per l'ultima partita di stagione regolare. Intanto si sono giocati i primi 40 minuti olimpico e il risultato è di 1 pari. Rinnovo anche la buonasera qui accanto a me all'amico Mario Pizzamore. Buonasera a te, caro Luca, e buonasera a tutti i telespettatori. Si inizia a breve per hockeycortina.it il match, a breve prenderemo anche la linea su radiocortina.it, perché come sapete di consueto la nostra cronaca va in parallelo per quanto riguarda appunto il match, che potete godere dalle immagini sul sito del Cortina, e per quanto riguarda, come da tradizione da tanti anni, appunto sulle frequenze della radio delle Dolomiti. 1 minuto all'inizio del terzo tempo. Cosa prevedi nella pausa? Abbiamo intervistato per le frequenze di Radio Cortina Mike Zanatta, che ci ha dato un po' un'idea di quello che è successo o non nella seconda frazione. Come vedi tu questo terzo tempo, Mario? Lo vedo che le due squadre dovranno limitare al minimo gli errori, come diceva bene Mike Zanatta, in uscita dal proprio terzo. Chi riuscirà a migliorare nettamente rispetto ai primi 40 minuti probabilmente si porterà a casa la vittoria. Quindi sì, prevediamo non tante marcature, visto che di occasioni ce ne sono state nel secondo tempo soprattutto. È arrivato solo un gol nella seconda frazione, solo un gol nel primo tempo, e intanto giù il pack a centropista con ingaggio vinto da Mike Cazzola. Andiamo subito live per la cronaca in diretta della partita tra EC Bregenzerwald e Afro Cortina. Ingaggio vinto dagli Ampezzani, che adesso lo gestiscono in chiave difensiva con Phil Pietoniro. Lascia sfilare il pack saggiamente Cazzola, non è attento però Giftopoulos, recupera il disco adesso il 17enne Alberto Colli, con calma lo concede a Phil Pietoniro. Il back check per il ritorno e la ripartenza di Chad Pietoniro. Fatto tutto con molto ordine, qui la manovra offensiva del Cortina, arriva anche la conclusione. Alberto Colli, che ha nel suo queste progressioni offensive, tante volte poi per la sua tenera età ovviamente perde un po' anche l'idea di tornare nella sua posizione di origine, però è un giocatore che sa, è classico difensore, rispetto magari, se vogliamo, sul paragone con Enrico Larcher, che ha più spavaldo, diciamo, anche in questi atteggiamenti. Sì, gli piace molto ad Alberto uscire dal proprio terzo servendo il proprio compagno, non interrompendo poi la propria pattinata, ma andando anche a proporsi in fase offensiva. Ricordo qualche giorno fa nella partita contro il Lustenau, proprio una sua sortita aveva favorito uno dei 4 gol ampezzani, quindi è un aspetto che Alberto ha nelle proprie corde. Se non sbaglio proprio il gol di Tommaso Alverà, che è stato il suo primo gol. Andiamo anche live sulle frequenze di Radio Cortina 21:05. La buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Terzo tempo all'Olimpico tra Bregenzerwald e Cortina è iniziato da 1 minuto. Moser con un chip tocca il disco per la corsa di Tommaso Alverà. Felix Beck finta il passaggio, restituisce il disco ai suoi compagni, che possono progredire, o almeno provano a progredire per una manovra di ricostruzione di gioco un po' confusionale, con un disco che finisce lungo e c'è un inevitabile icing. Approfittiamo dell'icing, caro Luca, per aggiornare un attimo al volo, Perfetto. visto che tutte le squadre stanno giocando in contemporanea, i risultati che più ci interessano. Allora, il Fassa, che ha l'obbligo di vincere e vincere anche nei 60 regolamentari, è sul 3-3 in casa con il Feldkirch alla fine del secondo tempo. Vipiteno e Salisburgo sono sull'1-1, quindi in questo momento sia il Vipiteno sia il Bregenzerwald qui all'Olimpico potrebbero anche accontentarsi del punticino strappato alle rispettive avversarie. Benissimo, benissimo. Bravo Mario, teniamo sempre aperto un occhio su le partite delle dirette concorrenti del Bregenza più che quella del Cortina, anche se ovviamente abbiamo detto il Cortina ha sicuramente, non dico la voglia assoluta di tenersi la quinta posizione, però ovviamente l'obiettivo è quello, come abbiamo detto, nel caso dovesse andare male gli Ampezzani, la squadra di Maacca non perderebbe la sua sesta posizione in classifica, quindi come
detto così in maniera semplice, il Cortina arrivando quinto incontrerebbe la 12ª formazione, quindi l'ultima delle squadre che possono giocarsi i playoff. Nel caso arrivasse sesto, ovviamente l'11ª, quindi la differenza è veramente poca, anche perché poi bisogna giocarsi il pre-playoff e cambiare totalmente atteggiamento alla meglio delle 3 partite. Eh sì, e in più facendo 2 chiacchiere con i ragazzi ampezzani, giusto un pur parler chiaramente, perché non c'è nulla di definitivo, non è detto che la 12ª squadra in classifica sia poi anche la squadra più facile da affrontare in un eventuale pre-playoff, quindi ripeto quello che ho detto a inizio collegamento, la classifica e i risultati di stasera contano, ma veramente fino a un certo punto, e sono anche convinto che le tantissime occasioni siano dettate anche da questo. Condivido Mario, bella giocata qui di Cazzola che cerca ancora Giftopoulos, non proprio concentratissimo sull'intervento di Cazzola e di nuovo il grande lavoro di Mike che sta giocando di nuovo un'altra partita degna di nota sui suoi standard, anche se appunto abbiamo constatato che tutti i giocatori hanno un po' l'attenuante della posta in palio che non è così elevata. Giftopoulos aggira la gabbia, disco al centro ancora per Cazzola, angolo veramente difficile qui per trovare uno spiraglio nella porta di Felix Beck. Ancora bello scambio Giftopoulos Cazzola, come dicevi bene te, bella partita per quantità di Mike, forse stasera rispetto ad altre volte ha peccato un pochino veramente negli ultimi 3 metri, perché inizio a contare veramente tante occasioni sul bastone di Mike e anche quelle del suo compagno di giochi Remy Giftopoulos. Compagni di giochi in maniera assoluta questa sera, visto che i due si cercano veramente all'ostinazione, più del solito. Chad Pietroniro un pochino fuori dal giro di amicizia questa sera, fa il suo lavoro ottimo. Chad Pietroniro, diciamo prima di un Phil Pietroniro cresciuto, di un Chad Pietroniro del quale ci siamo tra virgolette rassegnati nel gradire le sue qualità e di accettare i suoi difetti. Lo stesso giocatore mi sembra aver trovato anche lui un equilibrio molto migliore rispetto all'inizio campionato e sta lavorando veramente tanto, anche perché è un giocatore da cui non si può pretendere decisamente delle qualità tecniche che effettivamente non ha. È giusto aspettarsi il massimo impegno, il massimo lavoro sporco, soprattutto negli angoli, e in questo Chad. E arriva il gol. Arriva il gol del Bregenzer, ancora qui un po' piuttosto disattenta alla manovra difensiva ampezzana, tiro, rebound, nessuno a proteggere Marco De Filippo, che sembra non essere molto contento dei suoi compagni in questo momento. Altra occasione facile, vediamo il replay, però tiro, rebound e numero 24 austriaco, se non sbaglio, completamente da solo. 2-1 del Bregenzerwald, che tra l'altro arriva praticamente in contemporanea col 2-1 del Vipiteno a Salisburgo, quindi c'è questa sorta di gara a non voler accaparrarsi il quinto posto, perché in questo momento rimarrebbe quinto il Cortina con il punticino di vantaggio che aveva a inizio partite. Perfetto, bravo Mario, e attento ovviamente anche sul tuo monitor portatile, un po' meno attento alle traguardi ampezzana, in questo caso tutti i giocatori, poi lo stesso anche Phil Pietroniro si è dimenticato completamente il giocatore che mi pare sia proprio, come hai detto tu, numero 24, Ilia Macchi, che sigla così il suo secondo gol, doppietta per lui. Tanto la terza linea Pezzana, Gino Cenelli a far circolare il disco nell'angolo, De Zana cerca un pochino forzatamente un uomo al centro, il recupero ancora di Zanino Cedelli nell'angolo, poi perde il pacchi numero 60, lo riconquista Sanna, grande pattinata la sua, disco al centro però di De Zana. Ma cosa ha fatto qui Marco Sanna? Giocata veramente di alto profilo tecnico a livello proprio di pattinaggio, come è riuscito a mettersi di nuovo al centro, arrivare vicino al gol adesso con Marco Sanna, arriva! che lo trova, Rete! gol di Marco Sanna. Gol meritatissimo per l'ottimo lavoro fatto da Marco Sanna in primis e tutta la linea, in questo caso la terza nell'ultimo possesso disco. Bravissimi anche Noah Zardini da Cedelli e Ronny De Zanna, ma veramente sontuoso Marco Sanna nel recupero del disco.
e su un'azione successiva bravo a credere al rebound lasciato in questo caso da Bex, e insiste e segna a porta praticamente sguarnita. 2-2. Non può nulla Beck, perché c'è la difesa sua che regala ovviamente troppa libertà a Marco Sanna, che però è bravo assolutamente a crederci fino in fondo su questo disco vagante, ma tutto nasce da, come ben detto da Mario, da una grande pressione della terza e dalla bellissima giocata che raccontavamo in diretta, in cronaca, dello stesso numero 5 a Pezzano, che trova ancora la via del gol. Pochissimi istanti prima, occasionissima anche per il compagno di linea Ronny De Zanna, che tira e trova Beck prontissimo alla parata. Quindi terza linea che fa un ottimo lavoro per un minuto praticamente continuo, e giustamente e meritatamente trova poi il pareggio. C'è una liberazione vietata da parte di Cortina, ci sarà un ingaggio nella zona difensiva degli ampezzani, risultato di 2 pari all'Olimpico tra EC Bergenzewald e Afro Cortina. Bella partita, gradevole, come abbiamo detto, non ci sono ovviamente lampi e grandi giocate, se non quest'ultima raccontata appunto in cronaca diretta da parte di Marco Sanna proprio a livello individuale, ma a livello di gioco, di azioni, sicuramente il Cortina deve essere molto più forte e pronto per l'inizio dei pre-playoff, così come dovrà essere anche il Bergenzewald, che sembra comunque anche soddisfatto finora della sua partita e in quanto appunto è già quasi sicuro, vedendo gli altri risultati, della qualificazione ai pre-playoff, cosa che poi Mario meriterebbe ampiamente per quanto ha fatto a inizio stagione, e soprattutto rivelandosi non più la squadra facile da battere, ma una squadra con cui è sempre difficile giocare per tanti punti che ha fatto nella stagione, più di sempre nell'Alps Hockey League. Eh sì, e infatti è proprio tra le squadre che il Cortina dovrebbe evitare. Ripeto, ogni squadra poi ha i suoi pregi e i suoi difetti, chiaramente, però un po' anche il viaggio lungo, un po' il fatto che abbiamo sì vinto in stagione regolare, ma sempre un po' faticando. Diciamo che se potessimo evitare il Bregenzerwald, Sì. io personalmente sarei contento. Da una parte mancano Mike Zanatta, Luca Zanatta, Francesco Adami, Giovanni Toffoli, arriva la conclusione di Griftopoulos, anche questa finisce sul corpo di Beck, c'è una penalità, volevo dire al termine di questa azione che sembra non finire mai, con Vallazza con una penalità differita, Marco Di Filippo esce dai pali, la seguiamo ovviamente, poi torneremo sul discorso iniziato. Vainonen, Cazzola, extra player per il Cortina sul ghiaccio, che è proprio Andrea Moser, che è andato a dare il cambio tra virgolette a Marco De Filippo. Il Cortina non ha fretta giustamente di andare a forzare questa situazione che le permette di giocare con l'uomo in più, ma con la penalità ancora che deve partire. Vainonen, ci sono gli scambi ben curati e precisi per non perdere il possesso, e c'è il tocco e arriva il fischio arbitrale. Cortina in power play a 12:02 dal termine sul 2 pari. Mario. Sì, penalità nettissima a sgambetto, un buoni 30 secondi giocati già in 6 contro 5, perché il Cortina ha fatto girare bene il disco, è arrivato poi il tocco austriaco e quindi il conseguente fischio arbitrale. Adesso avremo 2 minuti per continuare la nostra fase di pressione e provare a riportarci in vantaggio. Ricordo il gol che regala il pareggio agli Ampezzani è quello di Marco Sanna a 12:02 al termine. Siamo sempre live sulle frequenze di Radio Cortina, su hockeycortina.it. Ingaggio perso dagli Ampezzani, Bregenzewald in 4, inizia lo secondo special team del Cortina. Questa situazione di power play, Mikko Vainonen per Zania Cedelli, sbaglia il passaggio, poi riesce a recuperarlo in qualche maniera, ma è un po' tardi perché Barnabò deve retrocedere, servire ancora il finnico difensore statuario del Cortina per il numero 60 Pezzano, che lascia il puck ma non in maniera precisa per l'ingresso in zona del suo compagno. Ancora Mikko Vainonen, deve esitare nella ripartenza perché arrivano forze fresche per il nuovo special team sul ghiaccio. Se ne vanno via 40 secondi di power play non gestiti in maniera perfetta, nessun approccio nel terzo avversario. 2 volte il Cortina ha provato a entrare nel terzo offensivo, il leitmotiv era lo stesso, Vainonen cerca Noazzardini Lacedelli, sicuramente il più pronto tecnicamente per portare il disco nel terzo, poco assistito poi Noah dai compagni di linea, quindi 2 volte il Bregenzerwald è riuscito a liberare.
Arrivano un paio di occasioni con Giftopoulos che alza la testa verso il cielo. Questa sera veramente non riesce a trovare la via del gol, ma c'è ancora talmente tanto da giocare che Remy è in grado in qualsiasi momento della partita di trovare una soluzione finale alle sue conclusioni. Attenzione, riparte il break del Bregenzerwald che arriva al secondo gol in penalty killing per il vantaggio a 10:30. Esultano ben donde i giocatori della panchina austriaca. 2 gol con l'uomo in meno, già è una rarità subirlo in condizioni normali, subirne 2 veramente vuol dire lacune enormi spazi lasciati agli avversari. Va bene lo special team, va bene la costruzione nel terzo, va bene cercare il gol, però non si può lasciare un 2 contro 0 praticamente agli avversari con l'uomo in meno. E arriva il gol del vantaggio 10:30 per questa partita che ovviamente ci sta piacendo sotto il profilo dell'intensità delle occasioni, ma sotto l'aspetto, soprattutto per quanto riguarda il Cortina, delle disattenzioni. Emblematici sono i 2 gol presi appunto con l'uomo in più, cosa veramente grave questa da Mario, da non permettersi assolutamente in un match di playoff. No, tra l'altro 2 gol praticamente identici. E arriva il gol di Marco Sanna! Doppietta per il numero 5 Ampezzano, tra l'altro mandata sul ghiaccio ancora la terza linea, quindi non uno special team, premiata poi la scelta di Ivo Maachka. Bravissimo Marco Sanna a ricevere il servizio di Davide Faloppa, se non sbaglio, e insaccare all'incrocio dei pali. 3-3. Doppietta di Marco Sanna, credo sia la prima doppietta sua in Alps Hockey League, ottimo stato di forma, devo dire, e mettiamoci pure una parentesi, essere sempre a contatto con la trasmissione Spinorama gli sta portando veramente bene anche a Marco Sanna, col quale abbiamo avuto anche un'intervista dove si diceva non soddisfatto della sua stagione finora espressa. Da quel momento 3 gol, stasera 2 e nella ultima partita che non ricordo dove è giocata la sua marcatura. Complimenti a Marco Sanna, si è fatto trovare veramente pronto sulla idea qui di Davide Faloppa. Arriva anche il secondo gol stagionale di Tommaso Alverà, se non vado errato, sempre giustissimo, con decisione difensiva del Bregenzerwald. Giustissimo, secondo gol stagionale di Tommaso Alverà, bravissimo a recuperare il disco contro il difensore austriaco che regala clamorosamente ad Andrea Moser e a Tommaso Alverà un'occasione colossale. L'avevamo detto, una volta che Tommaso si fosse sbloccato, veramente poi sarebbe stato un crescendo anche a livello mentale per il ragazzo che ha sempre dimostrato grandi mezzi e che veramente al quale mancava solamente il gol. Nel giro di pochissimi minuti è successo un po' di tutto, da un regalo colossale del Cortina in power play con l'uomo lasciato solissimo e libero di insaccare il 3-2 in favore degli austriaci, a 2 marcature belle, importanti e soprattutto, lo sottolineo, di 2 giocatori di casa nostra, Marco Sanna e Tommaso Alverà, che portano il Cortina in vantaggio per 4-3. Beh, se vediamo che su 4 marcature 3 sono dei giocatori ampezzani, è un po' sicuramente una cosa inedita, Mario, quindi 3/4 dei gol sono della firma di giocatori nostrani, è una bellissima notizia anche in vista dei playoff e per dare coraggio e fiducia a giocatori come ha già trovato e hai raccontato Tommaso Alverà con il suo primo gol, ma un Marco Sanna che sicuramente sarà gasatissimo con la doppietta siglata questa sera. Quella che decide il match finora è stata proprio la premiata ditta San Alverà. Contrasto in balaustra vinto qui da Zenit, il disco perso, recuperato ancora da Giftopoulos, che sembra arrivato, anche se non hai notato prima Mario, nella conclusione un pochino frustrato di non trovare, dopo avrà sicuramente eseguito una decina di tiri verso la porta, forse di più, di Felix Beck, ma ancora non trova la porta e si sta provando in tutte le maniere a sconfiggere il portiere austriaco. Sì, lui e Cazzola sono quelli che hanno creato il numero di occasioni maggiori, e poi vuoi per un po' di imprecisione nostra, vuoi per la bravura di Beck in diversi tiri, vuoi per un po' di sfortuna, non sono riusciti a trovare ancora la marcatura. Sanna
anzi De Zanna cicca il disco, poi sbaglia il passaggio, Colli lo recupera, alza la testa Alberto Colli, vede uno spiraglio, il suo tiro è completamente fuori dallo specchio della porta, buon lavoro comunque di Alberto Colli che ci ha provato, bravo qui il suggerimento di Filippo Pietoniro, subito veloce per Sanna, poi Sanna trova il corpo di Alberto Colli, un po' di idee un po' confuse qui col disco che viene portato dentro adesso da Davide Faloppa, 7:45 dal termine dei 60 regolamentari, risultato di 4-3 per il Cortina, ricordo finora il gol, il game winning goal è quello di Tommaso Alverà, il tiro di Ban, parata di Marco De Filippo, impegnativa qui, la ripartenza proprio di Enrico Larcher, vede Alessandro Zanatta, è l'unico suo riferimento lì davanti, potrebbe nascere una triangolazione, Alessandro Zanatta saggiamente va a cercare un tiro anche pericoloso, cercando un rebound su back, Vainonen recupera e mi sembra che anche Vainonen abbia decisamente recuperato la sostanza e la sua capacità di giocare dopo una fase iniziale un pochino distratta, diciamo così, nel primo periodo. Ma sì, è un po' tutta la squadra che adesso sta giocando a un ritmo più alto, più fiducia in se stessi. Chiaramente il Cortina sa di essere superiore e lo sta dimostrando in questo terzo periodo. Andiamo. Afro, il tuo benessere quotidiano. Tanto quando buona è. No, dimenticarsi quanto buona sia è difficile, però Corrado, ascoltaci, ci siamo anche noi, siamo all'Olimpico, vogliamo le ottime pizze di Stuzzica la Voglia in consegna ufficiale sul posto qui all'Olimpico di Cortina. Una buona veneta per me con farina di canapa. Mario, tu cosa prenderesti da Stuzzica la Voglia questa sera? Io mi accontenterei di una porchetta, melanzane e salamina. Torniamo live su hockeycortina.it, risultato di 4-3 per il Cortina contro il Bregenzerwald, ricordo decide il gol e in rapida successione la doppietta di Marco Sanna e il secondo gol stagionale di un ritrovato Tommaso Alverà che ritrova di nuovo il gol dopo essersi sbloccato 2 partite fa. A proposito di Tommaso Alverà, ho detto in più di un'occasione, sia qui in telecronaca per le partite sia in radio, che ero in attesa del suo primo gol in maglia bianco-azzurra. Il ragazzo mi ha ripreso in maniera anche energica. un po', sì, energica, anche un po' risentita, narrandomi di un gol leggendario a Lustenau 3 stagioni or sono. Ma tu a Lustenau non c'eri? Ma io non c'ero, poi onestamente questo gol non me lo ricordo, quindi non credo sia stato un gol pazzesco, però se è vero, diamo a Cesare quel che è di Cesare, non era il primo gol in maglia biancoazzurra per Tommaso la settimana scorsa, ma era il primo gol di questa stagione. Ma guarda, siamo a 3 gol, comunque avrebbe potuto farne molti di più, quindi che Tommaso continui così, che siamo tutti contenti. Attenzione, la conclusione di Colli finisce sul corpo di Cazzola che sembra un pochino risentirci, niente di grave però per Mike Cazzola, gioca la prima linea, un Cortina che è cresciuto in maniera esponenziale in questo finale di partita, fa quello un po' che vuole quando gli è concesso nel terzo degli austriaci che sembrano appagati e anche un pochino stanchi. Cazzola, anzi Giltopoulos qui esagera nel suo dribbling sul filo del rasoio, quel filo che è la linea blu e si porta all'esterno e quindi sacrosanto il fischio arbitrale per decretare l'offside. Dicevamo di Tommaso Verà, sì, vista la tua ostinazione a ricordare il primo gol, non perché non ti credessi, Mario, sono andato proprio a vedere e mi sono dimenticato di dirtelo nella volta scorsa, che c'era stato un gol, se non sbaglio, 2 stagioni fa in Alps Hockey League, quindi confermo, non si è inventato nulla Tommaso Verà. Si gioca ancora con un Bregenzerwald che comunque, nonostante tutto, arriva a una conclusione importante e onora questa partita fino in fondo, assolutamente, nonostante le difficoltà raccontate in precedenza anche a livello di tenuta fisica che sono inevitabili, visto il viaggio, le linee, gli stimoli anche che la stessa squadra può avere, tenendo un occhio aperto anche e un orecchio alla radio in modo ovviamente metaforico, per vedere cosa accade negli altri campi. 5:15 al termine, potremmo vederne ancora delle belle, Mario, in questi ultimi minuti finali, cosa ne pensi? Ma sì, a giudicare da quanto abbiano regalato i primi 15 minuti in questo terzo periodo, perché no? Solitamente gli ultimi minuti della partita sono i più brillanti dal punto di vista delle occasioni.
Marco Sanna come un cowboy corre nel deserto, trova e salta un cactus e poi prova ad infilare. Ancora azione di ripartenza da parte di Zenel Cedelli che suggerisce verso il 5 a Pezzano, che sembrava poter trovare il suo hat-trick. De Zanna, lo scambio con Vainonen, con molta calma lascia sfilare il pack con il tempo giusto verso Zenel Cedelli, che però non è bravo nel controllo. Break regalato qui agli avversari che arrivano vicini alla marcatura del pareggio ancora in un secondo tempo. Poteva starci forse il fallo qui Mario sul secondo intervento sul giocatore austriaco. Grandissima parata di Marco De Filippo e dopodiché sì, poteva starci tranquillamente la penalità. Non fischiano gli arbitri, meglio per noi. Meglio per noi decisamente. Recupera Enrico Larcher. Peccato perché da un disco abbastanza innocuo gestito nel terzo offensivo del Cortina ci si ritrova un 1 contro 0 con queste lacune che saranno assolutamente da evitare in ottica pre-playoff. 3,51, sì, proprio i classici turnover su cui insisteva proprio Mike Zanatta, cose da evitare. Classico turnover perché il disco, sì, perso non in maniera felice dalla Zenel Cedelli, però la ripartenza è stata sì anche rapida, ma completamente assetto difensivo strampalato da parte della Cortina. 3,33 al termine, Tommaso verrà grande qui in un recupero, la sua solita finta, bravo però il terzino austriaco a chiudere, a disilludere così la grande giocata del 28 Ampezzano, a disinnescare la grande giocata del 28 Ampezzano. Eh sì, bravo Tommaso a recuperare il disco, tenta il numero che gli piace tanto fare contro i difensori, bravo comunque anche l'austriaco a non cascarci. 3,05 al termine, Mario una finestrella sui risultati importanti dell'Alps, grazie Mario. La finestrella dice che il Fassa è sempre più in difficoltà perché non si sblocca il risultato. 3-3 all'ottavo minuto del terzo periodo, quando ricordo al Fassa serve la vittoria nei 60 regolamentari. Il Vipiteno invece a sorpresa al 18° minuto del terzo periodo è ancora in vantaggio 2-1 sul Salisburgo. Se finissero in questo momento le partite, il Cortina domani andrebbe a giocare a Salisburgo con 4 punti di vantaggio sugli austriaci. Quindi con una certa tranquillità, se così vogliamo, perché poi ci sarà il match finale nella giornata finale, quella da regolare calendario, che vedrà appunto le lattine di Salisburgo giocare a Brunico, campo mai facile, ovviamente, anche se Brunico Valpustria ha già conquistato in maniera anticipata i playoff, mentre il Cortina giocherà a Klagenfurt, una squadra che ormai forse in quella partita lì, anzi già adesso, non ha più nulla da chiedere al campionato. Giustissimo, e sempre se finisse in questo momento la regular season, il Cortina affronterebbe la 12ª, che è proprio il Falkirk. Ah, beh, diciamo che tra quelle, diciamo, se dovesse finire così, come tu anticipi saggiamente Mario, giustamente, forse sarebbe l'avversario più da evitare. Secondo me anche, però ripeto, facendo due chiacchiere con i ragazzi, il Falkirk era tra le opzioni più gettonate. Perfetto, torniamo live per gli ultimi 90 secondi del match. Marco Sanna vuole la tripletta, lo sta dimostrando con tanta qualità, grandissime giocate anche qui. È il giocatore in più da metà match in poi. Marco Sanna gli sta riuscendo tutto bene perché ovviamente ha cresciuto un'autostima e una fiducia in se stesso che è diventata, ovviamente ormai si è tramutata in 2 marcature e poi in quello che sta facendo in questi ultimi frangenti, quindi saltando uomini come fossero birilli. C'è il time out chiesto dal Bregenzeva, credo. Sì, time out chiesto dagli ospiti. Quello che sta facendo Marco Sanna dimostra quanto la testa sia importante, giocatore praticamente dominante in questo terzo periodo, doppietta, cavalcate veramente irresistibili e difficili da affrontare, quindi poi quando un giocatore è libero di testa ovviamente prova anche la giocata in più che magari con un pochino più di paura difficilmente ti concedi. Perfetto, quindi vediamo nella ripresa della nostra regia la telecamera sulla terza linea, sul ghiaccio Ampezzana, quella a confronto in questo caso con il diktat, i suggerimenti da parte di Ivo Macca per affrontare questi ultimi 84 secondi e direi terzo blocco, oltremodo con la prestazione individuale di Marco Sanna migliore sul ghiaccio Ampezzano. Sì, e sottolineo una cosa a dimostrazione di questo da non dare assolutamente per scontata. Nell'ultimo power play avuto dal Cortina mancavano 25 secondi e Ivo Macca, invece che rimandare sul ghiaccio gli special team
che avevano già fatto fatica e giocato quel minuto e 40, ha mandato direttamente la terza linea al completo ed è arrivato il gol di Marco Sanna. Che ci prova sulla quaterna, qui sulla tripletta, chiedo scusa, stavo esagerando, non è ancora arrivata la tripletta, poi sul rebound Zanina Cerelli non esce a rinfierire, altra bella azione di ripartenza da parte di Ampezzani, Marco De Filippo saggiamente sulla pressione di Ban e compagni preferisce non lasciare il disco vagante davanti al suo terzo e trattenerlo un minuto esatto al termine dei 60 regolamentari. Rivediamo la riproposta dell'azione. Il tiro di Marco Sanna, che anche qui ovviamente cercava, ha cercato bene, anche fatto bene per trovare il rebound, anche se forse qui ovviamente aveva già inquadrato, messo il mirino per la porta, sulla porta di Beck, ma attenzione, non è finita. Il tiro di Banna finisce di poco al lato, prova a recuperarlo Chad Pietoniro, grande quindi recuperare il disco, e intanto Felix Beck ha abbandonato lo specchio della porta. Chad Pietoniro prova a suggerire verso l'interno, verso Giftopoulos, troppo altruista, forse qui Chad poteva ancora percorrere il ghiaccio con il possesso e perdere secondi importanti. Forse lo stesso Giftopoulos ha detto voglio segnare assolutamente questa sera, quello che ha cercato di fare per tutta la partita ma ancora non gli è riuscito. Qui non riesce neanche il controllo a Chad Pietoniro, che regala un break qui, non solo lui ovviamente ma anche la disposizione difensiva del Cortina, che regala un'occasionissima agli ospiti. Giftopoulos, una giocata, viene trattenuto un po' qui eccessivamente Vainonen, un po' anche ingenuo a perdere il puck, un Cortina che si è dimostrato però ingenuo nella gestione di questo disco, con il possesso, con il portiere fuori dai pali. Giftopoulos prova a trovare il gol ma c'è un fischio arbitrale perché un giocatore ha accompagnato il disco con la mano, quindi nessun gol di Remy ancora 8 secondi dalla termine. Doppia occasione importante per Chad Pietroniero, che prima sbaglia la scelta cercando Remy al centro e nel secondo caso invece manca proprio il controllo. In questo caso non ho visto se c'era veramente l'accompagnamento del disco con la mano, abbastanza fiscali gli arbitri, tolgono il primo gol di Remy della serata, il quinto del Cortina, che ovviamente avrebbe chiuso la contesa. Mancano 8 secondi, ingaggio in attacco per il Bregenzerwald, Cortina che se vince l'ingaggio poi si mette abbastanza al sicuro. Vince l'ingaggio ma regala un icing che non arriva perché Chad è il primo a arrivare sul puck con la sua solita rapidità, e Cortina vince il match per 4-3 contro il Bregenzerwald, di misura come a Dortmund nel match di andata. Il Cortina porta via altri punti fondamentali alla squadra austriaca, che comunque non perde nessuna chance di giocarsi, di essere tra le prime 12. Il Cortina invece con la concomitante, poi magari aspetteremo un attimo per la radio, sconfitta del Salisburgo, non ancora completa ovviamente. È completa. Finita confermo. Anche a Salisburgo. Bene. Vittoria del Vipiteno per 2-1, quindi Cortina che blinda il quinto posto. Perfetto, ancora per qualche minuto su hockeycortina.it, caro Mario, la partita con la vittoria del Cortina, ma preferirei andare a riproporre quello che abbiamo raccontato in cronaca riguardo agli altri risultati. Cortina quindi con questa vittoria, con la sconfitta del Salisburgo in casa, con il Vipiteno blinda la quinta posizione, che però non è ancora sicura. Non è sicura chiaramente perché c'è lo scontro diretto domani e eventualmente il Salisburgo potrebbe accorciare, e poi c'è comunque l'ultima partita per entrambe le squadre di giovedì prossimo, giusto? Di giovedì prossimo. Il Vipiteno a sua volta blinda, e questo sì, matematicamente, l'accesso al pre-playoff e addirittura supera 2 squadre in classifica, sia il Feldkirch sia il Bregenzerwald stesso, che esce sconfitto dall'Olimpico, e quindi praticamente consegna il Fassa al finale di stagione, perché a meno che il Fassa non riesca negli ultimi minuti a segnare, sarebbe matematica anche la sua eliminazione. Il risultato ancora è di 3-3, dello scola, ancora mancano di 3 pari. 4 minuti alla fine del match. Quindi anche se dovesse vincere all'overtime il Fassa, 2 punti non basterebbero. Non basterebbero. Andremo più sul preciso e analitico nella puntata di lunedì di Spinorama. Torneremo al consueto orario delle 14.05 dallo studio di Spinorama per raccontarvi nella 21esima puntata questo finale di regular season veramente palpitante. Noi vi confermiamo la vittoria del Cortina per 4-3 qui a Cortina sul ghiaccio olimpico contro il Bregenzerwald. Da buonanotte a tutti, per quelli che ci seguono su hockeycortina.it, il ringraziamento ai nostri operatori e regia. Ciao Mario. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao Mario, buonanotte a tutti.